le chiedo se presta il consenso alle videoriprese delle telecamere oppure no. Presta il consenso? Sì. Solo per dirglielo, quando deve dire sì o no risponda, non annuisca perché registriamo quello che succede, altrimenti la registrazione è solo audio però. Va bene. Fare telecamera è un'altra cosa, sono le televisioni chiaramente, ma per il processo la registrazione è questa, audio. Ok. Ha prestato il consenso, giusto? Sì. Benissimo, allora, lei si chiama? D'Ambrosio Giorgia. D'Ambrosio Giorgia. Nata? Sì. A Roma, il 13/12/95. 13/12/95, ora siccome deve rispondere può anche levare la mascherina se vuole, quando la deve tenere su però copra pure il naso, adesso può stare senza tranquillamente. Okay. Senta, lei è parente del Grosso Valerio? No. O degli altri imputati, di Pirino Paolo, De Probis? No, nessuno. No, perfetto. Ha relazioni particolari con qualcuno di loro, ha avuto? Amicizia? Relazioni amicizia con chi? Del Grosso Valerio. Con Del Grosso Valerio. Perfetto, l'ha scritta e le generalità, Teresa, ha capito? Allora, deve dare lettura di quella formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. No. Meno male che ce l'ha. Allora aspettiamo un attimo, pubblico ministero, perché vogliono leggere, grazie. Mi dicono quando... Ci dite quando siete pronti. Allora, come abbiamo detto, senti commette reato. Sia tranquilla. Ministero, credo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, faccio una premessa. Lei è già stata sentita più volte, la Corte non sa nulla del contenuto delle dichiarazioni, quindi lei le deve raccontare qui oggi come le raccontasse per la prima volta, è chiaro? Sì. Allora, intanto le chiedo, lei conosce Valerio Del Grosso? Sì. Da quanto tempo? Anni. Più o meno? Da sempre, cioè da parecchi anni. Bene. Senta, nel 2019, andiamo all'ottobre del 2019, quali erano i rapporti tra lei e Valerio Del Grosso? Sempre un'amicizia. Ma era un'amicizia che era sposata in una anche breve frequentazione oppure era una pura amicizia che uscivate insieme e quant'altro? Qualche giorno prima siamo usciti insieme. Quanti giorni prima lo ricorda? Io? 2. 2-3 giorni. Scusi, non sentiamo, può alzare il tono di voce e dire qualche giorno prima, quanti giorni e cosa ha detto? Perché non ecco, quando dice prima, lei, a quale data fa riferimento, se lo ricorda? Verso il 20 ottobre. Cosa, appunto, come cambia il rapporto tra lei e Valerio Del Grosso verso il 20 ottobre? Ci siamo sentiti su Instagram e poi ci siamo visti successivamente. Quindi cominciate a messaggiare su Instagram? Sì. E vi incontrate. Lei aveva avuto modo di conoscere in occasione di questi incontri qualche amico di Valerio? Sì. E ricorda qualche nome? Sì, ma precedentemente già li conoscevo. Manuel Incani? Sì. Cristian Bertoli? Sì. Fratello di Valerio, Andrea Del Grosso? E basta. Qualcun altro lo ricorda? Un tale Simone? Lo ricorda? Ah, Simone? Il cognome lo ricorda? No, ma in questi incontri l'ho conosciuto. Le vengo in aiuto alla memoria, potrebbe essere Piromalli Simone? Piromalli Simone. Conferma? Sì. Senta, andiamo al giorno prima, del famoso giorno in cui accadono le vicende per cui siamo qui oggi. Lei ha incontrato anche il giorno prima Valerio Del Grosso? Sì. Che tipo di incontro c'è stato? Cosa vi siete detti? Ci siamo visti la sera, ci siamo fumati una sigaretta e niente, del più del meno abbiamo parlato. Allora, qua faccio una
contestazione, lei nel verbale del 31 ottobre 2019 davanti ai carabinieri ha dichiarato: il 22 ottobre ho scambiato dei messaggi con Valerio tramite WhatsApp senza però incontrarlo. Conferma quello che ha dichiarato all'epoca o vuole modificare la sua dichiarazione? Allora, il giorno 22 prima ottobre ci siamo visti, ho detto? No, lei ha dichiarato che non lo ha incontrato ma lo ha sentito tramite WhatsApp. 2 giorni prima allora l'ho visto. Sì, il 21 ottobre, Okay. questo corrisponde a quello che ha dichiarato. Ho sbagliato. Non si preoccupi, è passato il tempo e quindi io sono qua per aiutarla a ricordare nella maniera corretta. La mattina del 23 ottobre, cosa succede? Lei sente Valerio? Sì. Era un'abitudine per voi sentirvi frequentemente, scambiarvi messaggi? Qualche messaggio, sì. E ricorda cosa le chiede Valerio quella mattina? No. Ricorda se le chiese di incontrarlo? Mi sembra di sì. Ricorda se era lui da solo o era in compagnia di altre persone? Il 23 è il giorno, la mattina, quindi ancora non era successo niente. Sì, esatto. Mi sembra di sì, però poi non ci siamo visti. Un attimo, io le ho fatto una domanda in alternativa, lei mi dice sì a quale delle due alternative? Che mi ha chiesto di vederci ma non ci siamo visti. Io le ho fatto poi un'ulteriore domanda. Valerio le ha chiesto di incontrarlo da solo oppure di raggiungerlo perché magari era in compagnia di altre persone? Non mi ricordo. Le ha chiesto di raggiungerlo ma perché era da solo o perché era in compagnia di altri? Allora, no, sì. Cosa ricorda? Niente, che mi aveva detto di andare al parco insieme a lui e il figlio e Andrea, Irino. Allora, le leggo le sue dichiarazioni. La mattina del 23 ottobre io ho lavorato presso la pizzeria Mini Pizza in zona Collianiene. Il pomeriggio seguente Valerio mi ha scritto un messaggio chiedendomi di raggiungerlo alla ludoteca di Castelverde dove si trovava con suo figlio, di nome Cristiano, Pirino Paolo e la fidanzata di quest'ultimo, di nome Aurora. Ora che le ho letto questo, lei lo ricorda? Sì, confermo quello che Conferma in pieno. Lei ci andò a questo incontro? No. Come mai? Mi andava. Ma poi lei non va all'incontro, ma vi siete tenuti in contatto con Valerio? Sì. Quella sera le ha scritto altro via messaggio? Dovevamo andare al cinema inizialmente. Quindi aveva poi lui ha preso altri impegni. Mi ha detto che le disse di che tipo di impegni? Aveva preso altri impegni? Sì, che aveva da fare. Altre cose. Senta, ora andiamo proprio alla sera del 23 ottobre. Lei vide Valerio? Sì. Parliamo verso che ora, lo ricorda? Mi sembra alle 22 o più o meno a quell'ora. Allora, qui faccio un'altra contestazione, ma io so più che altro alla memoria. Lei ha dichiarato che lo vide alle 23:15. Alle 23, ok. E dove lo vide? Sotto casa mia, via Conti di Rieti. Quindi la raggiunse sotto casa, le scrisse, la chiamò, come vi siete incontrati poi materialmente? Mi sembra che mi ha sia chiamato che mi ha scritto. Quindi lei lo incontra ed era da solo o in compagnia di qualcun altro? Con Paolo. Con Paolo Pirino? Sì. Erano a piedi o a bordo di una macchina? Di una macchina. Di che tipo? Una Smart. Ricorda il colore? Bianca. Siete rimasti tutti e tre insieme? Oppure... No. Come è andata? Mi racconti proprio l'incontro? Niente, sono venuti sotto casa lui e Paolo poi se n'è andato e abbiamo preso la mia macchina perché Valerio non ce l'aveva. Ho detto di accompagnarlo a fare dei giri. Com'era l'atteggiamento di Paolo in quel frangente? Agitato. Le è sembrato tranquillo oppure... Presidente, però così, posta così è una valutazione. È alternativa. Cosa ha visto? Cosa ha visto nell'atteggiamento di Paolo? Sto chiedendo quello che ha osservato con i suoi occhi, avvocato. Quello che ha visto.
Però non riesco a sentirla sinceramente. Se Si è può spento. alzare la voce. No, si era spento il... Io non la sento. Quindi non Si era riesco. spento. Ah, era Quindi- spento il microfono. Si era spento... No, era spenta la luce rossa. Non mi sento. Allora, lei ha detto... No, anch'io avvocato, perché non lo sento, sarà un fatto d'età. Alzo la voce. Allora, lei ha detto che ha notato Paolo Pirino agitato. No, anche per me. E in particolare che tipo di atteggiamento aveva? Non è sceso dalla macchina, quindi io non Non l'ho è neanche visto. sceso a salutarla? No, io non conosco Paolo. Quindi appena è arrivata lei, Paolo è ripartito subito, Sì. mi vuole dire questo? Dopodiché lei che ha fatto con Valerio? Abbiamo preso la macchina e siamo andati a fare dei macchina? G500 nera. Che giri avete fatto? Siamo partiti, siamo andati a Torraccia dove lui ha visto il suo amico Manuel. A Torraccia. A Torraccia. Un parcheggio mi sembra era. Dunque, ma prima di raggiungere l'amico Manuel, avete parlato con Valerio mentre eravate in macchina? No, lui stava al telefono, ci voleva da fare col telefono. Parlava al telefono con qualcuno, Non Valerio? lo so, Ha capito messaggi con per chi? messaggi, non chiamata. Quindi messaggiava al telefono con qualcuno, ma le chiedo, le ho chiesto Paolo Pirino che atteggiamento aveva e lei mi ha risposto era agitato. Invece Valerio come si mostrava ai suoi occhi? Era tranquillo o era agitato anche lui? No, non era tranquillo, però non era esageratamente agitato. Ma lei gli ha chiesto dove fosse stato fino a quel momento, come mai fosse venuto senza preavviso sotto Certo. casa sua? E cosa le ha detto Valerio? Doveva fare una cosa. Aveva fatto, Parliamo di quando siete in macchina. Sì. Quindi lei chiede subito spiegazioni e le risponde dovevo fare una cosa. Tornato che sì. Vabbè. E lei ha chiesto quale cosa? Sì. E lui? Messaggiava e aveva... stava per telefono, Che tipo di messaggiava. risposte dava? Cioè, le rispondeva oppure era più concentrato sul telefono? Era più concentrato sul telefono che Ma a quindi, scusate che rispondermi. interrompo, ma guidava lei la macchina? La guidavo io la macchina. Perché stava sempre messaggiando durante il tragitto? Sì. Grazie. Quindi mi faccia capire, in quel frangente le dice dovevo fare una cosa e poi le dice direttamente dove andare? O Sì, lo ma decide detto io lei non dove c'ho la andare? macchina, mi accompagni a fare, mi devo vedere con Manuel. Le dava lui le indicazioni stradali, Sì. quale strada percorrere, quale fosse Certo. fare? E lei tutto ciò non gli chiede come mai dobbiamo andare da questi amici? Glielo chiede? Sì, io gliel'ho chiesto, certo, io ho detto che perché stiamo a fare questi giri se dovevamo andare al cinema e dovevamo stare io e lui, così, E cioè, lui? nel senso che dovevamo... Niente, cioè non era concentrata a rispondermi. Quindi o non le rispondeva o le dava risposte molto vaghe, ho Sì. capito bene? Quindi raggiungete Manuel, quando dice Manuel parla di Manuel Incani, l'amico che ha Manuel citato prima. Incani. Mi racconti un po' dell'incontro con Manuel Incani? Cosa Io fa sono rimasta in Valerio? macchina, lui è sceso a parlare con Manuel. Quindi lei rimane in macchina Sì. e ha sentito qualcosa dalla macchina? Qualche parola, ha capito il motivo dell'incontro con Manuel? Che doveva dire qualcosa, l'incontro, cioè loro si vedono sempre, sono amici, non so. Sarà il giudice per sordo, alzi un po' il tono di voce, perché io faccio fatica. E siamo vicini noi, quindi penso che in platea... Poco poco il volume della voce, No, infatti, se no dobbiamo Ti ripetere calmi, le cose tante volte, capito? Sì, ho Quindi capito. tranquilla. quindi alzi un po' la voce, non ti preoccupi, sia calma, non è... Puoi ripetere la domanda? Frase.
Allora, lei ha colto qualche parola? Cioè, lei ha visto Valerio e Manuel parlare, ha capito di cosa hanno parlato o perché si sono incontrati? Mi stava raccontando, penso, quello che aveva fatto. Allora, lei lo pensa o lo ha sentito o lo ha saputo dopo? L'ho saputo dopo. Quando Lui lo ha scendeva, si allontanava dalla macchina e parlava con gli amici. Allora, quando lo ha saputo l'argomento di cui hanno parlato Valerio e Manuel? L'ho capito dopo. Dopo quando? Poco dopo. Nel Dopo Molesà. aver parlato con Valerio? Sì. Quindi poi fu Valerio a dirle di aver riferito a Manuel? Non subito però. Va bene. Allora, però andiamo... se ce lo raccontasse, perché guardi è veramente penso una fatica per il pubblico ministero, ma cioè siete voi due quella sera, che cosa è successo? Siete in macchina, il giro che avete fatto, chi avete Abbiamo fatto dei giri, non solo un giro, abbiamo fatto più di un giro, lui ha visto più di un amico con cui ha parlato. Devo andare in ordine, quindi le rifaccio la domanda. Quando Valerio le disse l'argomento di cui parlò con Manuel in quel primo incontro? Non mi ricordo l'ora precisa, la sera Dove comunque eravate? penso. Siamo stati tutti 2 giorni praticamente in macchina, quindi adesso con Comunque esattezza glielo non disse ricordo l'orario. Qualche ora dopo? Parole Eravate in esplicite albergo, sì. eravate in macchina, dove eravate? Parole esplicite sì. Va bene, allora. Comunque lei in quel momento non coglie il motivo della conversazione. No, Dopodiché Valerio risale in macchina e che fate? mi ha detto di fare in altri macchina giri. da solo, Manuel viene con voi. No, non viene con noi Manuel, stava in un'altra lettura. C'era qualcun altro? Oltre Manuel e Non Valerio? l'ho visto con cui stava Manuel. Vabbè, dopo questo incontro dove andate? Lei prima ha detto Abbiamo fatto al altri Presidente che avete fatto più giri. Sì. Ricorda altre tappe? Faccio confusione a distinguere se era quella sera. Lei prima provi a ricordare, qualora non dovesse ricordare l'aiuto io perché è tutto qui in atti, però prima vorrei che lei ci raccontasse secondo il suo ricordo. Parliamo di un evento importante accaduto nemmeno troppo tempo fa, quindi vedete Manuel, poi incontrate qualcun altro? Poi mi sembra che siamo andati sempre a casa al Massero dove si è visto con Paolo. Paolo chi? Paolo chi? Paolo Pirino. A casa al monastero? È sicura che ha incontrato Paolo Pirino? No. No, sì, che ha incontrato successivamente Paolo Pirino, sì, sono sicura, però non mi ricordo l'ordine preciso degli incontri cioè per me sono stati come se fosse 2 giorni, Allora, come se fosse un giorno solo. A ricordare. In questi giri, prima io le ho fatto dire qualche nome di amici che lei aveva già conosciuto di Valerio. Sì. Oltre a Manuel Incani, lei incontra qualcuno di questi altri amici che prima mi ha citato? Parla di Paolo? No, parlo di tutti gli altri amici che lei ha citato, oltre Paolo. Poi di Paolo parliamo meglio. Allora, le chiedo... In questi giri ho incontrato pure Marcello. Allora, conosce il cognome di Marcello? Me l'hanno detto dopo, ma non lo conoscevo io prima, Marcello. Uh-huh. Senta, dove avete incontrato Marcello e quando siete arrivati da Marcello? Siamo sicuramente dopo aver incontrato Manuel, però comunque sempre quella sera. Quindi... Ricorda dove vi siete incontrati? In la zona, penso fosse tipo Torcervara, una cosa del genere. Allora, la via la ricorda? Il nome della via no. Le faccio una contestazione in aiuto alla memoria.
mi ha detto di accompagnarlo vicino Torbella Monaca. Ah, ecco. Imboccavamo il raccordo e uscivamo a Torbella Monaca. Sì. Quindi percorrevamo brevemente una strada abbastanza larga, dalla quale giravamo a destra in una via a senso unico, che ricordo fosse via di Bitonto. Ah, ok, sì. Conferma? Sì. Percorso un pezzo, di via Bitonto, Valerio mi diceva di girare a destra in una traversa dove notava parcheggiata una Smart bianca con tetto nero. Ah, sì. Questa Smart bianca con tetto nero le ricordava qualcosa? Era uguale a quella Smart bianca Sì, erano che lei ha uguali. detto prima? Stessi colori. Stessi colori. Ma le è sembrata proprio quella o dello stesso tipo? No, dello stesso tipo, non quella, non so, poi non l'ho vista. Quindi quando la arrivate lì targa. ricorda Valerio cosa fece? È sceso dalla macchina mentre io facevo inversione, si è messo a parlare ha chiamato Marcello e hanno parlato loro. Allora, ora Marcello De Propris. Allora, questo giovane quindi lo incontra in strada? Su quella via mi sembra. Io faccio una fatica a seguirla perché parla proprio piano. Senta, lo vede oggi qui in aula questo Marcello? Se vuole facciamo levare le mascherine, eh? Sì. Faccio levare, lo Sì. riconosce già chi è? Lo può indicare? Sì. Sì, è Marcello De Propris. Quindi questo è il giovane che vede scendere in strada in occasione di questo incontro. Cosa fanno? Quindi Parlano. Valerio e Marcello. Parlano. Lontano. Lei sente cosa si dicono? No, perché lui si allontanano da me. Io Non sono rimasta sente in proprio macchina, nulla? vicino alla macchina mentre mi fumavo una sigaretta e loro si sono allontanati per parlare. Ma non sente proprio nulla? sente qualche Sento Ricorda di aver sentito qualche frase? Marcello che gli dice tipo sei un deficiente, scusate la parola. E può ripetere? Io non l'ho capito. No, ha detto sei un deficiente Marcello a Gli ha Valerio. detto altro? Mi sembra di no. Allora, sei un faccio deficiente. una contestazione in aiuto alla memoria, sempre dal Ma io vorrei verbale. fare una proposta, però non so se non è che potremmo acquisire le fitte e poi fate domande e chiarimenti? No. Ci ho provato. Allora, le leggo le sue dichiarazioni dell'epoca e lei mi Sì. dice se le conferma o meno. La conversazione tra i due mi è sembrata subito molto animata, anche se non riuscivo a sentire bene cosa si dicessero. Ricordo però chiaramente alcune frasi, perché pronunciate a volume più alto. Valerio ha chiesto al giovane: «Ti ha detto tuo padre?» Ah, Ed il giovane rispondeva che sei un coglione, non ti si può dare niente in mano. Conferma? confermo. E glielo ha urlato Marcello a Valerio, e Valerio come ha reagito? Non mi ricordo, penso, cioè non mi ricordo precisamente che ha detto. Lei non ha sentito quindi la risposta di Valerio? Mi sembra che ha detto tipo lo so, una cosa del genere. Ti avrebbe detto? Ti ha detto? Lo so, penso, una cosa del Cioè, genere. lei lo ha visto annuire o comunque testuali in parole non le atteggiamento ricordo. remissivo, lo ha visto rispondere, replicare animatamente? Rispondere animatamente no. Quanto dura questo incontro? Poco, pochissimo, 5 minuti. Dopo ciò Marcello come si comporta dopo l'incontro? Se ne va Se ne va a e ce ne andiamo anche noi. Lui se ne va e ce ne andiamo anche noi in macchina. Marcello come se ne va? Torna su a casa oppure No, se ne mi va? sembra a piedi. Ah no, se n'è andato in macchina, penso. Mi sembra in macchina se n'è andato, però non ne sono sicura. Noi siamo partiti subito comunque con la macchina. Allora, sì, saremmo.
Allora, ma ora le voglio far ricordare meglio. Lei ha detto che questo incontro è avvenuto dopo quello con Manuel, è sicura? Ma io ho detto io faccio confusione nel ricordare Allora, bene, le leggo, però mi sembra che siano andate giusto per così. dare il giusto ordine ai ricordi. Ok. Le leggo quello che ha dichiarato, perché i carabinieri le chiedono: terminato l'incontro con quel giovane, cosa avete fatto? E le risponde: siamo tornati a casa al monastero e Valerio mi diceva di fermarmi al centro del piazzale dove si trova il capolinea dell'autobus 404, accanto a due auto già ferme nel piazzale. Una l'ho riconosciuta in quanto è l'auto della fidanzata di Manuel Incani, di nome Nicole, della quale posso fornire il nickname Instagram, Nicole Albensi. L'ho riconosciuta perché è identica alla mia. Inoltre a bordo vi era proprio Nicole che, come me, era in attesa ferma nell'autovittura. Valerio scendeva dall'auto raggiungendo Manuel ed un altro giovane del quale non ricordo praticamente nulla. Con loro si fermava un po' di più fumando anche una sigaretta. Quindi questo episodio, quindi l'incontro con Manuel, lei lo descrive già all'epoca, però dopo l'incontro con Marcello. Ora, oggi le chiedo, dopo che le ho letto le dichiarazioni, conferma che l'incontro è avvenuto prima o dopo? Cioè conferma quello che ha dichiarato all'epoca? Sì. Corrisponde al suo ricordo ora che le ho rinfrescato la memoria? Mi sembra di sì. E quindi incontro con Manuel, lei già ci ha detto che non ha potuto sentire bene le dichiarazioni, però poi Valerio le ha raccontato in un secondo momento cosa si fossero detti. Ricorda però poi dopo l'incontro con Manuel Valerio cosa fece? Mi sembra che siamo andati, che lui mi ha detto che non voleva tornare a casa e quindi siamo andati a dormire. Ma di questo incontro lei è sicura di non aver sentito proprio niente? Io stavo in facciamo macchina. uno sforzo di memoria. Allora, ancora una volta le leggo le sue dichiarazioni. L'incontro è avvenuto un po' in disparte. Pubblico Ministero, chiedo scusa, a quale verbale fa riferimento lei ora? Sempre 17. Quando cambierò verbale lo dirò. Sì. Anche la pagina. Pagina 4. Pagina 4. I carabinieri le chiedono: ha potuto sentire quello che si dicevano? E lei all'epoca rispose: l'incontro è avvenuto un po' in disparte, in modo da non permettermi di sentire cosa si dicessero. L'unica cosa che ho potuto sentire distintamente è che Valerio, andando via, ha detto agli altri due che non voleva più contatti telefonici. Ricorda questa circostanza? Sì. Sì. Tiri fuori la voce. Si chiese come mai? Certo. E in quel momento che risposta si diede? Lo chiese a Valerio come mai? Certo, ho chiesto. Mi dica un po' quello che vi siete detti. Sì, lo vedo. L'ho chiesto e lui mi ha detto che aveva fatto una cazzata e quello che aveva fatto. E cosa le disse esattamente, le parole esatte, le può ricordare? Che ha sparato uno. Testa. Le disse anche altro? Avete parlato di Pirino? Non mi sembra di aver parlato di Pirino, non mi In ricordo. macchina, intendo. Non mi ricordo quello che Discutendo ci in siamo macchina detti. con Valerio. Quello che ci siamo detti non me lo ricordo adesso. Dato che lei lo ha visto arrivare con Pirino Sì. sotto casa sua, non le ha chiesto fino a quel momento con Pirino cosa avesse fatto dopo che le dice ho sparato a uno? Non parlate? Cioè il rapporto mio e di Valerio non era così confidenziale, tra virgolette, cioè nel senso per me lui era libero di fare quello che voleva prima e non aveva obblighi nei miei confronti di spiegarmi che avesse fatto prima. Allora, faccio una contestazione, per un attimo devo trovare il punto.
Allora, nel verbale del 25 ottobre 2019, quindi quando lei ha parlato con la polizia, lei ha dichiarato: dopo ripetute richieste di spiegazioni, Valerio mi ha riferito che mentre era in compagnia di Paolo Pirino, lo stesso aveva dato una bastonata ad una persona, non specificandomi il motivo e il soggetto vittima. Queste sono le sue parole. Non ricordavo Resta quello. il 25 ottobre, quindi il giorno dopo i fatti. I fatti sono nella notte tra il 23 e il 24 ottobre. Le conferma? Sì, Quindi non già in stavo quel che mi stava frangente le parlò chiedendo, di una bastonata che aveva dato il Pirino? mi aveva spiegato più o meno la situazione, pensavo che mi stava chiedendo io e lui che ci eravamo detti Ecco, di ora mi Paolo. dica bene se le ricorda le parole che le disse Valerio su questa dinamica, per favore. Mi spiego la dinamica della situazione che era appena successa, dopo che gliel'ho chiesto più di una volta. La dica, la descriva questa Mi ha dinamica detto le che, dice Valerio. che erano andati, non mi ricordo dove, che praticamente aveva sparato in testa a uno e che Paolo aveva dato una bastonata in testa a Ma una. questo è l'ordine, prima sparano, prima lui spara e poi l'altro dà la No, bastonata. il contrario penso. Quindi le dice che Paolo aveva dato una bastonata a chi? A una. A una, Una non le ragazza. dice il nome. No. E che lui aveva sparato a uno. Le dice qualcos'altro? Cioè, immagino che lei avrà reagito, si sarà chiesta come hai fatto a sparare a qualcuno. Certo. È lui che gliel'ha domandato. È lui Lui che le ha mi ha detto. detto che sono un deficiente e ho fatto una cazzata e da lì è nata un po' d'agitazione. Ma sul perché non le ha detto altro? Sì, gliel'ho chiesto e non mi ricordo, cioè nel senso non. Nel senso? Dovevano fare non so cosa e cioè lì per lì non sapevo, poi ovviamente adesso lo so, sono aggiornata di tutto quanto. Lì per lì mi ha detto precisamente la trattativa tra virgolette, dovevano La fare trattativa di un cosa? impiccio Ci vuole o quello che spiegare? era, non lo so, Ma le era fece, pescatura. le fece capire che avevano incontrato questi ragazzi per qualcosa? L'ho capito dopo ovviamente, Ma lui lì invece per lì andiamo non a ne quella abbiamo parte, perché a me interessa quello che lei ha saputo direttamente da Valerio, quello che poi lei ha dedotto o ha letto sui giornali a me non interessa. Però io la confusione di quei Ma giorni. prima le faccio la domanda. Prego. Le parlò che voleva un qualcosa da questi ragazzi o no? Il motivo dell'incontro con questi ragazzi gliene parlò? Sì. E cosa le disse? Non era in realtà non è che mi ha detto precisamente quello che dovevano fare, cioè erano più una sola, tra virgolette, chiamiamola, una sola. non era non trovo le parole, non è una trattativa, era una sola, cioè non so come altro chiamarla. Una truffetta, diciamo. Ma in relazione a che cosa? Droga, cose del genere. Droga. Sì, però era una sola, Allora, nel senso. mi faccia capire bene, quindi volevano fare una sola a questi ragazzi? Le raccontò? Da quello che ho capito io, sì. Lo ha capito o glielo ha detto? Ha detto Le parole, sola. io vorrei che facesse uno sforzo di memoria sulle parole Non me le fatte ricorderò pronunciate mai da le Valerio. parole precise, Però però ci ha io detto quel sola, concetto. quindi Valerio ha detto che dovevano fare una sola a questi ragazzi. Questo l'ha detto lei, ho capito bene? Sì, però non mi ricordo se lui ha proprio detto una sola, testuali parole, però il succo della situazione era questo. Dovevano fare una sola a questi ragazzi e riguardava dello stupefacente la sola? Perché lei ha parlato di trattativa, non ho capito che No, io penso che dei soldi. Di soldi? Dovevano togliere dei soldi, penso. Ah, gli dovevano, io ho capito un'altra cosa, scusate. Questi soldi alla fine le riferì Valerio se erano riusciti a toglierli o meno? No, cioè sì, però no. Sì, gliel'ha riferito, no, non gliel'hanno tolti. Ma durante questi discorsi lui
le ha fatto tranquillo nel parlare con lei? Era agitato? No, non era tranquillo. Quindi durante tutto quest'arco di conversazioni, il suo una serie di domande, Valerio rimane sempre agitato, è corretto? Sì. Senta, poi ricorda se quella notte avete incontrato anche Simone Piromalli? Ci sono parlati loro? Mi dica un po' dove è avvenuto questo incontro, è un'altra delle tappe di quella notte? Io non mi ricordo se era quella notte o il giorno dopo, no, il giorno dopo sicuramente si sono visti. Sicuramente. Quella notte non mi ricordo se era lui, Manuel di sicuro l'ha visto, poi non... Allora, lei ricorda che, cerco di aiutarla a ricordare così, mi ha detto che Piromalli Simone lo incontrate sicuramente il giorno dopo e questo corrisponde effettivamente a quello che lei ha dichiarato. Ricorda il motivo dell'incontro del giorno dopo? Ci fu uno scambio di qualcosa? Mi sembra che gli ha dato una tuta, può darsi. Questa tuta di chi era? Una busta con una tuta gli ha dato. Come era fatta questa tuta? La ricorda? Grigia. Mi sembra Ricorda che... la marca del caso? La Nike. Quindi era una tuta grigia della Nike. E nera, mi sembra. Grigia, tutta grigia con le riveniture nere. Questa tuta poi Valerio l'ha indossata? Sì. Quando? In che occasione? Io l'ho lasciato sotto casa e lui è andato al lavoro e poi è tornato che c'aveva sta tuta. L'incontro tra Simone e Valerio, quello del giorno dopo, del 24 ottobre, in cui viene consegnata la tuta, era in qualche modo concordato, che le sappia, o viene improvvisato? No, non ho capito. L'incontro era concordato o no? Tra Simone e Valerio per la consegna della tuta? Si sono sentiti, penso, lì per lì. Cioè, non penso, si sono chiamati, sentiti telefonicamente e si sono visti. Torniamo a quelle tappe. Dopo questa serie di tappe cosa fate lei e Valerio? Siamo ancora alla notte del 23. Ok, allora siamo andati, io volevo andare a casa e lui mi ha detto che non voleva tornare e quindi siamo andati a dormire in un hotel. In quale hotel siete andati, lo ricorda? Un nome preciso no, ricordo la zona, Bufalotta. Quindi andate... Eravamo andati prima a un altro ma non c'era posto. Ok, quindi... E poi siamo andati a un altro, quello sulla Bufalotta di cui non ricordo il nome, però siamo lì, abbiamo trovato... Le dico io nomi e mi dica se per caso è corretto quello che le dico. Il primo hotel, quello dove non trovate posto, è per caso l'hotel Urban? Urban, che si trova sulla Tiburtina, mi sembra. E il secondo è quello, il Domus Urbis? Ma penso di sì, ma non ne ho la certezza, però penso di sì. Di via della Bufalotta, sì, questo è quello che lei ha dichiarato, è il nome di hotel che ha dichiarato all'epoca. Quindi sì. Conferma i nomi di hotel che ha dichiarato all'epoca? Questi hotel da chi li furono indicati? Li scelse Manuel. Valerio. Ma li conosceva già questi hotel? Era solito frequentarli? Io? No, Valerio. Ah, non ne ho idea. Non lo so. Non nulla? No, io so che ce l'ha consigliato Manuel. Ce l'ha consigliato Manuel. Allora. Senta, poi voi siete rimasti continuamente insieme o a un certo punto vi siete separati? Tra il 23 e il 24? Ci siamo separati il giorno dopo, io sono andata a casa
Ricorda E lui? l'orario più o meno in cui vi salutate? Alla fine Non avete era passato la mattina. notte insieme in hotel? Sì, ma non abbiamo dormito, cioè a parte che erano tipo le 3, cioè comunque era notte. Quindi alle 3 andate in hotel? Mi sembra, non vorrei. No, questo corrisponde a quello che lei ha dichiarato. Ok. Quindi Siamo prendete stati questa lì, stanza non è che abbiamo e continuate a proprio parlare della dormito. vicenda. Io sono stata al telefono, lui pure, e poi siamo usciti la mattina dopo. Prima Sì. siamo passati. Siete andati via insieme? Sì, siamo andati via insieme, io poi sono andata a casa e lui è andato. Dove è andato, lo sa? Prima ci siamo visti con Simone, mi sembra. Perché non mi ricordo se era il giorno prima. Siamo Comunque- al 24, quindi la mattina del 24, andiamo con ordine. Sì. Guardi, leggo proprio la sua dichiarazione. Grazie. Alla fine, quando ormai erano le 7 del mattino, per gli avvocati leggo pagina 5 del verbale dei carabinieri. Quindi la data è quella del 31 ottobre, è corretto? Sì, però... Quindi lei ha dichiarato: alla fine, quando ormai erano le 7 del mattino, decidevo di tornare a casa, quindi accompagnavo lì Valerio che andava via ed io rincasavo. Per quanto ne posso sapere, dopo esserci lasciati sotto casa mia, Valerio è andato a lavorare, tant'è vero che quando l'ho rivisto più tardi aveva gli abiti da lavoro. Mhm. Che lavoro faceva Valerio? Dove lavorava? Pasticceria. Casa al Mastero. Quindi lei ha dedotto che fosse andato a lavorare perché glielo ha detto Valerio, perché poi la Sì, io sono andata a casa e lui doveva andare al lavoro. Dopodiché quando vi siete rincontrati, parliamo della mattina del 24 ottobre, Sì. ricorda dopo quanto tempo vi Non mi siete ricordo. rincontrati? Qualche ora penso. Tipo ora di pranzo mi sembra, però non vorrei dire. E cosa faceva Valerio? È venuto sotto casa mia. Le chiede qualche cosa di particolare? Dove la porta? Ah, Dove da è andare a andato? mangiare, mi ha detto di andare a mangiare. Ma lei di umore com'era in quel momento, dopo una notte passata? Io non in volevo sonno? scendere in realtà all'inizio, E però. come mai poi lo raggiunge? Perché non lo so manco io, non so nemmeno io sinceramente perché sono scesa. Ma ha dovuto insistere Valerio per farla scendere? Mi ha messo un po' di. Di? Mi hanno fatto più di una chiamata, più di un messaggio e alla fine sono scesa contro, tra virgolette, contro la mia Quindi volontà. lei scende no. e che cosa fate insieme? Niente, abbiamo ripreso la macchina perché lui non ce l'aveva e siamo andati, e io non mi ricordo se siamo andati prima o dopo da Simone, comunque mi pare che quel giorno siamo andati da Simone e dopo abbiamo Per preso il l'incontro raccordo. della tuta, per capire. Mi sembra che era quel. È quello? Sì, dovrebbe O essere ce n'è un quello. altro? No, dovrebbe essere quello. Però cioè, io non mi ricordo, vabbè. E niente, poi io poi me ne volevo andare e lui mi ha detto no, andiamo a mangiare. Un attimo, parliamo prima di questo incontro con Simone, quello della tuta. Succede qualcos'altro in questo incontro? Ricorda qualche altro particolare? Hanno preso tipo il portafoglio, mi sembra, Che portafoglio era? Come era fatto? marrone con. Aveva dei logo particolari? Sì, tipo Gucci, però non Io era vorrei proprio di mostrare Gucci. una fotografia alla testimone, questa è una fotografia estrapolata dal fascicolo del PM, quindi è già a disposizione della difesa e credo sia stata già prodotta dalla collega. Io gliela faccio vedere e lei mi dice se per caso è questo il portafoglio che dice di aver visto. Ma chi ce l'ha dato questo? Non capisco. Perché è faticosissimo. Sì, tipo Gucci, come dicevo. Io non riesco proprio a capire però. Sì, come avevo detto era. Dicendo che sembrava Gucci, però non era. No, Da- dopo, se precisiamo, perché noi non sappiamo il portafoglio di chi, E infatti, dov'è, io non ho francamente... Non sapevo nemmeno io di chi era. quindi lei vede Valerio e Simone armeggiare con un portafogli. È quello lì che
Nella Sì. foto lo riconosce? È uguale a quello in foto? Sì. Senta, ma cosa facevano con questo portafoglio esattamente? Lo aprivano? Guardavano che c'era dentro? Lo aprivano, Guardava che cosa c'era dentro? E cosa c'era ovviamente. dentro? Lei lo ha potuto vedere? Sì, hanno tirato fuori tipo delle schede telefoniche, mi sembra, una foto, e soldi penso, mi sembra dei soldi e una bustina d'erba. Una bustina d'erba? Ho Sì. sentito Cioè bene? non una bustina, era tipo carta, la plastica tipo delle sigarette. Carta La spagnola? pasta, Ah, quella la che plastica, il cellophane, ok, diciamo. il cellophane, esatto. Questo contenuto del portafoglio, poi chi lo ha tenuto? Me Simone l'hanno o buttato, Valerio? mi sembra. Anche Le le foto, il portafoglio è stato tutto buttato, penso. Hanno buttato via anche le banconote, No, anche l'erba? no, l'avranno tenuta. E l'avranno chi? Valerio l'ha tenuto i soldi. E il portafogli? Lo hanno buttato via o lo ha tenuto qualcuno dei due? No, l'hanno buttato, penso. Quindi tolgono il contenuto dal portafogli, lo buttano via e Valerio trattiene le banconote, ho capito bene? Sì. E anche lei. Dopodiché? Dopodiché, come dicevo prima, siamo andati, io volevo andare via, però lui mi ha detto no, rimani così andiamo a mangiare. E rimani Simone a farmi era ancora compagnia. con voi? No, è andato via poi. Quindi parlate di andare a mangiare insieme, a pranzare insieme. Diciamo di sì. E dove andate? Siamo presi la zona precisa, non me lo ricordo, però abbiamo preso sicuramente il raccordo verso il centro e siamo andati a un ristorante non di proprietà di un amico, però dove lavorava un suo amico. Senta, ma prima di andare in questo ristorante siete andati da qualche altra parte? Non mi ricordo. Sembra di no comunque. No. Sì. Allora leggo le dichiarazioni. Parlo di pagina 6 del verbale del 31 ottobre, le dichiarazioni che lei ha fatto ai carabinieri. Cronologicamente siamo subito dopo che voi salutate Simone. Lei dichiara: Valerio metteva in tasca quanto estratto dal portafogli. Io arrabbiatami tornavo in auto, seguita da Valerio. Dopo aver lasciato Simone in quel piazzale, Valerio mi diceva di tornare in via Bitonto. Lo ricorda? Sì, Quindi- ora sì. Tornate dove esattamente? Dove siamo stati la sera prima? Là da E chi avevate incontrato lì? Marcello. E incontrate nuovamente Marcello? Sì. Ma lei ricorda se ci fu un appuntamento telefonico tra Del Grosso, oppure siete arrivati lì all'improvviso e avete provato a No, citofonare? mi sa che siamo, non so se si erano sentiti, però siamo arrivati lì e lui ha citofonato. Dopodiché mi descriva questo secondo incontro con Lui è Marcello. salito, io sono rimasta giù a fumarmi una sigaretta e basta, poi è risceso pure Marcello e ce ne siamo andati. Quindi stavolta l'incontro non avviene più su strada, ma Valerio sale a casa di Marcello? Sì, però tipo una cosa di un minuto proprio e sono riscesi, io ancora non avevo finito nemmeno la sigaretta. Dopodiché, quindi torna solo Valerio in macchina da lei? No, sono scesi tutti e due, sono riscesi, Ok. però poi ovviamente in macchina con me è salito Valerio e basta. E dove siete andati? Mi sembra che poi siamo andati a mangiare da quel suo amico al ristorante dove lavorava il suo amico. Cosa ricorda di quel pranzo?
Inizialmente l'ho aspettato fuori mentre lui salutava, perché mi sembra che era Quindi un lei posto rimane di fuori ed lavoro. entra soltanto Valerio? All'inizio sì, poi sono entrata anch'io perché ci avevano dato un tavolo. E lei quanto tempo aspetta Valerio? Un po', quanto? ventina di Grado di minuti, quantificarlo? quarto d'ora, 20 minuti, quarto Quindi lei d'ora. attende da sola un quarto d'ora in cui Valerio non è più con lei. Sì. Dopodiché lei entra, Valerio la raggiunge, come va? No, Valerio riesce, mi dice di entrare e siamo stati lì un'oretta forse. Ma era con qualcuno Valerio? Sì, parlava con il suo amico Ce che lo può abbiamo descrivere? incontrato lì. Come è fatto questo? Io avevo gli persona occhi che lei ha azzurri, incontrato? l'ho incontrato anche qua fuori. Qua fuori? Quindi è la persona che era qui prima? Lo Sì. riconosce? In questo frangente Valerio come le è apparso? Si era un po' calmato rispetto alla notte? O era calmo o era ancora agitato? Mi sembra che era calmo, era più calmo. Durante questo colloquio con l'amico che lei ha riconosciuto anche qua fuori, Valerio aveva un atteggiamento particolare, rideva, scherzava? Io ero Parlavano fuori, tra di loro loro? hanno parlato dentro. Mhm. Poi è stato un po' con noi, però poi è dovuto tornare al lavoro, quindi Cioè voi vi siete seduti al tavolo e lui è stato un po' al tavolo con voi, questo amico? ma 2 minuti il tempo di portarci i piatti. E di cosa parlavano, lei lo sa? No, parlavano del lavoro, di quando lui lavorava lì. Quindi mi davanti sembra. a lei hanno ripercorso un po'... Ma cioè 4 chiacchiere così. Senta, quindi pranzate in questo ristorante, dopodiché fate un'altra tappa con Valerio? Dopo io me ne volevo andare e lui mi ha detto vabbè, visto che te ne vai, che tu te ne vai, lasciami in un'altra, mo non mi ricordo la via, però comunque in un altro posto, sempre lì in Ricorda centro. la zona di Roma? Tipo San Giovanni può essere? Colosseo, non mi ricordo bene Leggo le sue dichiarazioni di pagina 7, sempre del verbale del 31 ottobre. Valerio mi ha chiesto di accompagnarlo presso il Colosseo. Ah, il Colosseo. Giunti in zona, Valerio, che continuava a indicarmi la strada, mi faceva percorrere via Cavour, poi alcune strade dalle quali era visibile il Colosseo, fino a girare attorno ad alcuni palazzi ed imboccare una strada a senso unico lungo la quale c'era un palazzo con auto della Polizia di Stato parcheggiate ed un ingresso con le bandiere dello Stato. Ricordo inoltre che nell'imboccare la strada, all'angolo destro c'era un bar denominato Propaganda, che è un noto locale. Ricorda di aver lasciato lì Valerio? Mi sembra che l'ha lasciato più avanti e poi lo sono andata a riprendere lì, dopo quando mi ha richiamato. Perché lo va a riprendere lì? Vi eravate dati appuntamento oppure poi vi siete sentiti? Mi ha nella chiamato dopo dicendomi se gli potevo fare il favore di andarla a riprendere. È sicura che l'ha chiamata? Perché Mi ha mandato un glielo messaggio. chiedo perché lei prima ha dichiarato di aver sentito Valerio dire a Manuel che non voleva avere contatti telefonici. Quindi ora le chiedo, quel giorno del 24 la chiamò al telefono oppure le diede un appuntamento verbale in quello stesso punto? Mi sembra che me lo ricordo, cioè mi sembra che o me l'ha Allora detto. le leggo le sue dichiarazioni e lei mi dice se le conferma o meno o se vuole modificare qualcosa. Prima di scendere, Valerio mi riferiva che ci saremmo rivisti verso le ore 8, 8 e un quarto di quella stessa sera. Pertanto mi allontanavo senza vedere cosa facesse. Prima che lo lasciassi lungo la strada, io non continuo nella lettura, ricorda se successe qualcosa prima di salutare, quindi vi date appuntamento, ma prima di darvi appuntamento Valerio fa qualcos'altro, lo ricorda? Adesso no. Valerio mi chiedeva di memorizzare un numero di cellulare. sì, Di chi era questo numero di cellulare? Con la M mi pare era. Allora, glielo fece salvare con la lettera M, Mm. ma di chi era glielo disse? Di un amico suo. E di chi era? Lo ricorda? No, il nome non me lo ricordo, non neanche lo conosco io. Però sì, mi sembra. Allora,
faccio qui una contestazione invece. Valerio mi chiedeva di memorizzare un numero di cellulare in rubrica salvandolo sotto il nome M, che mi diceva essere del giovane incontrato in via Bitonto. Quindi parliamo di... lei ha detto poco fa che in via Bitonto avete sempre incontrato Marcello. Quindi era il numero di telefono di quella persona che avete incontrato e che lei oggi ha riconosciuto come dei propri? Non mi ricordo se era il suo o di un'altra persona, che era inutile il suo comunque, sarebbe stato inutile. Lei questo lo ha dichiarato e poi ha ricordato anche un ulteriore dettaglio. Quale? Ricorda sotto quale nome era salvato nella rubrica di Valerio, questo numero di telefono che le ha lasciato? Marcello? Allora, le leggo. Mentre Valerio prendeva il numero della propria rubrica per dettarmelo, notavo essere memorizzato come Marci, per cui ho pensato che si chiamasse Marcello. Lei poi questo numero lo ha proprio dato ai carabinieri. È chiaro che non lo può sapere a memoria. In realtà mi hanno preso il telefono e l'hanno... Quindi lei ha esibito il suo telefono e me l'hanno chiesto e da lì hanno preso... Lei ricorda di aver dettato un numero di telefono ai carabinieri consultandolo dalla rubrica ed era proprio il numero ed era proprio il numero che lei aveva salvato sotto il nome M? Sì. Io lo leggo qui in aula, quindi il numero è 351 03 60771. Non so se è quello, però penso di sì. Non le chiedo di ricordarlo a memoria, chiaro, però lei ricorda di aver fornito un numero consultandolo dalla sua rubrica e ha fornito proprio il numero che le aveva fatto salvare Valerio, questo lo conferma lei oggi? Mi è stato chiesto, sì, lo confermo, comunque mi è stato chiesto il telefono proprio proprio di esibire il telefono insieme a posizioni e quant'altro, messaggi, chat e tutto quanto. Come mai le lascia questo numero, Valerio? Penso per i senti, per memorizzarlo se si vedevano, non me lo ricordo precisamente perché. Cioè, come mai lei non poteva forse perché lui doveva richiamarlo lui. Cellulare? Come? Le faccio un'altra domanda. Prego. Come mai le lascia, cioè le dice di contattare Marcello oppure le dice altro? Come mai questo numero a lei sarebbe servito nell'ottica di Valerio? Forse perché lui voleva buttare il telefono e voleva memorizzare il numero. No, io non le chiedo però di fare ipotesi. Lei penso ora mi ha detto così, forse, penso glielo ha che sia detto così. Valerio la mia domanda è precisa. Valerio in quel frangente le ha chiesto di contattarlo a quel numero o di contattare quella persona? Io non me lo ricordo precisamente come sono andate. Va bene, vado avanti. Poi vi siete rincontrati all'appuntamento che vi eravate dati? Sì. Mi racconti un po' quell'incontro? Siamo visti lì e poi ha guidato lui, siamo ritornati in zona, mi sembra. Mi sembra che siamo ritornati verso casa. Dove siete andati? No, alle 8, quindi siamo passati tipo al Burger King. Poi, prima del Burger King siete andati da qualche altra parte? Non me lo ricordo. Ho le idee confuse riguardo a quei giorni, già l'ho ribadito. Allora, le leggo le dichiarazioni che lei ha reso. Valerio diceva di dover incontrare Manuel, Christian e Valerio in un luogo chiamato I Ferri. Lo ricorda? Ora sì. C'era un luogo che Valerio chiamava convenzionalmente I Ferri? Sì. La strada gliela dice Valerio o lei lo conosceva bene? No, io non conosco, assolutamente no. Dove andate? Ok, lei non conosceva qual era il luogo chiamato I Ferri e glielo dice Valerio, però in che zona di Roma andate? Mi sembra sempre Tor Cervara, però non ne sono sicura perché io non le conosco quelle zone, non sono di lì. Allora, continuo la lettura. Valerio diceva di dover incontrare Manuel, Christian e Valerio in un luogo chiamato I Ferri, che io non conoscevo, ma di cui Valerio mi indicava la strada. Quando siamo arrivati, credevo di essere dalle parti di Tor Sapienza. Tor Sapienza. Ora, mi descriva un po' questo incontro, faccia uno sforzo.
fuori di lì abbiamo fatto 2 giri di quel parcheggio e finché poi l'abbiamo... Come mai le fa fare i giri del parcheggio? per vedere se era già arrivato. Valerio, non le è sembrato strano? Io non le so le abitudini di Valerio prima. Per vedere se già Quindi, è arrivato chi? Se fosse già arrivato. già arrivate, ma le aveva detto chi doveva incontrare? Non mi ricordo se doveva vedersi con Manuel, Christian, eccetera, anche perché dopo ci siamo visti sia con loro che con Marcello. E mi descriva un po' questo incontro, poi queste persone arrivano? Ci siamo parcheggiati macchina a fianco a macchina e siamo rimasti in macchina, cioè tutti in macchina, sono scesi Christian, Manuel e un altro... Le posso chiedere i cognomi di ripetere? Cristian Bertoli e Manuel Lincani e un altro ragazzo che io non conosco, ancora oggi non so chi sia, mi sembra, c'era un altro. Quindi questi 3 ragazzi scendono, Valerio che fa? Ci parla dal finestrino, E lei ha da seduto sentito? al passeggero. Lei ha sentito quello che ci sono detti? Sì, loro gli Ce lo hanno può detto riferire? che è un coglione, che No, è no, un lo co- ripeta, proprio ripeta le parole sa. loro gli hanno detto che si doveva vergognare, mi sembra, una cosa del genere, che è un coglione, parole, cose così, che mi fai schifo, cose del genere. Ma a un certo punto queste persone hanno parlato pure con lei? Sì. O per tutto il Sì. tempo hanno parlato solo con Valerio? E lei che hanno detto? No, dopo quando lui è andato via, è sceso dalla macchina, è passato Marcello, sono andati a fare un Chi giro. è che- Lui Valerio. Ah, Ok. può dire i nomi perché per noi è difficile. Sì, altrimenti. allora Valerio è sceso dalla mia macchina per entrare dentro la macchina di Marcello, dopodiché si è avvicinato al mio finestrino Manuel dicendomi ma che stai a fare ancora qui e io gli ho detto non lo so gli ho detto non lo so nemmeno io, ho pensato ad andarmene e solo che... Ma perché Manuel le diceva che lei doveva andare via? Perché per quello che era successo. Ma glielo ha detto? Certo. Avete parlato di quello Sì, che era sì. successo e cosa vi siete detti? Sì, lui con Manuel? niente, che poi aveva pure visto degli articoli su internet e io ancora non avevo visto niente, dopo che me l'hanno detto là ho cominciato a realizzare quello che era successo, ho detto effettivamente cioè, sto qua non lo so, però sono ripartita, me ne sono andata lì per lì, però poi mi ha richiamato Valerio e ci siamo visti là al Burger King e poi da lì voleva andare dentro un hotel per non Senta, tornare ma a se lei casa voleva andare via, perché poi vi siete rivisti al Burger King? perché lui mi ha richiamato e io non so Vi perché siete rivisti da soli o c'era anche dei propri? c'era anche Marcello. E quindi cosa avviene nel parcheggio del Burger King? Di fatto non avviene niente, ci siamo parcheggiati lì e lui voleva andare a dormire in un altro hotel, però io... Ma lei... Andiamo logicamente. Manuel le dice che ci fai ancora qui, vattene, perché chiaramente le suggeriva di tenersi fuori da una brutta vicenda. Quindi Valerio le dà un altro appuntamento al Burger King e le chiede... No, non è che mi dà un altro appuntamento, io lì quando Manuel Lei mi era ha già detto... là? Quindi lei era già No, lì al Burger King? io sono andata via inizialmente, ho preso la via per uscire, ho messo il navigatore per tornare a casa, poi arriva la chiamata di Valerio dove mi ha detto dai ritorna, così, e io però sinceramente ho agito senza pensare quel momento e quindi sono tornata da lui. E niente, c'era pure Marcello e in quel momento hanno deciso Valerio ha deciso di andare a dormire dentro un altro hotel e Quale che hotel gli ha lo consigliato ricorda?
il nome non me lo ricordo, però era Tor Cervara, sicuramente. E prima eravamo andati, prego. Ma in questo hotel va da solo Valerio o con lei? No, da solo. Cioè lo accompagniamo noi, però rimane da solo. Ma la stanza chi la prenota dell'hotel? Sono entrata io e Marcello, però non ci hanno chiesto documenti. È sicura che Marcello entrò Mi con sembra. lei? No, Marcello ci ha lasciato lì, mi sembra. Al E poi però burricino? no, lì davanti. All'hotel. Sì, ha aspettato in macchina. Quindi poi in hotel siete entrati lei Sì, però non ci hanno chiesto. e Valerio. Sì. Quindi un attimo che recupero il verbale perché purtroppo... Intanto che recupera posso fare una domanda pubblico ministero? Ma in Canimanuel che cosa le dice? Cioè le dice che stai facendo qui, vattene via, ma poi le dà una descrizione, le racconta più o meno dettagliatamente quello che era successo? Quello che ha No, fatto? dettagliatamente non è che mi ha detto che è uscito l'articolo di quello che aveva fatto Valerio, che alla fine il ragazzo era morto. Ma fa riferimento solo ad articoli di stampa o a qualcosa che ha saputo, che ha appreso magari da No, Valerio? mi ricordo che mi ha raccontato degli articoli che aveva letto. Ma lei già lo sapeva questo? Sì, già me Quello che era l'aveva successo? l'avvocato. Non ha chiesto nulla a Manuel? Che senso? Chiesto approfonditamente che cosa... sai, ma com'è successo? Certo, ma abbiamo parlato, mi ha fatto leggere un pezzo di... Vabbè, di gli una- articoli lasciamoli stare, ma le ha detto Quello qualcosa? è... Che gli aveva detto Valerio magari? mi sembra che mi ha detto qualcosa che a nome di Valerio, cioè che ha detto Valerio. Intanto ho recuperato l'hotel della notte del 24, è il Cervara Hotel Park, sito in via di Tor Cervara 126. Sì. Penso. Ma lei ricorda di aver prenotato la camera? Noi siamo entrati e abbiamo detto che volevamo una stanza, però Ma non c'è... per entrambi o per uno solo? No, per entrambi mi sembra. Io avevo Ma lei detto. è rimasta quella notte? No, io sono andata via cioè appena l'ho accompagnato poi me ne sono andata con Marcello via che mi ha riportato alla macchina e poi me ne sono Io le andata a casa. leggo la sua dichiarazione nel verbale del 25 ottobre 2019. Valerio mi pregava di accompagnarlo in un albergo per restare con lui a fargli compagnia. Mi rifiutavo a tale richiesta e mi limitavo ad accompagnarlo al Cervara Hotel Park, sito in via di Tor Cervara numero 126, dove precedentemente, su indicazione dello stesso, quindi di Valerio, prenotavo a mio nome e con un mio documento, una stanza. Senza documento mi sembra che me l'avevano chiesto. Lei non ricorda di aver lasciato il documento? Mi sembra di no. Però di solito serve, non so, non ho la certezza, però a quello precedente sicuramente l'avevo lasciato. Alla procura risulta che lei poi l'abbia lasciato il documento, Ok. però questo è un dettaglio. Io invece quello che interessa chiedere a me, perché lei prenota a suo nome? Cioè, avete Perché lui parlato con Valerio? non aveva lui i documenti, non aveva i documenti cartacei. Quindi lei lascia lì Valerio e lei dove va? A casa? No, sono andata a casa di una mia amica perché era agitata e avevo bisogno di stare con sfocarsi con la sua qualcuno. amica? Di stare proprio con Può qualcuno. dirci il nome di questa amica? Nermin Magdi. Nermin Magdi.
Senta, andiamo meglio ora. Lei ci ha descritto tutte le fasi concitate dal 23, quindi dalla sera del 23, dalle 23:15, da quando Valerio va a casa sua, sotto casa, e lei lo raggiunge, fino alla sera del 24, quando lei lo lascia in hotel, che poi sarà l'hotel dove Valerio verrà trovato dalla polizia. Andiamo ora per quello che, quindi lei ci ha detto oggi che a più riprese ha cercato di parlare con Valerio della dinamica dell'evento. In sintesi, Valerio di quella sera, che dinamica le ha descritto? Alla fine mi ha detto che non aveva visto dove aveva colpito. Deve un po' dire i soggetti. Allora, Valerio mi ha detto che non sapeva bene dove aveva colpito quel ragazzo e se n'è andato prima di vedere come stava. Non so che altro devo dire. Quindi lei ci ha detto già prima che le aveva riferito anche di Paolo Pirino e della bastonata. Sì. Ha aggiunto altri dettagli? Oltre a questa scena che mi sembra che descrive tutto, no. Cioè, voi avete passato un'intera notte a discutere su questa vicenda, poi io In realtà posso no. capire quando ancora lei non sapeva dell'omicidio, però dopo che le dice ho sparato, e a maggior ragione la sera del 24, dopo che gli amici di Valerio la informano che la notizia era anche uscita sui giornali, non ne avete parlato in maniera più dettagliata sulla dinamica, sul perché, su cosa volesse fare, se Valerio volesse uccidere o no, no? Valerio non voleva, da quello che ho capito, non voleva nemmeno, cioè da quello che ha detto lui quella sera, non voleva nemmeno sparare, cioè lui è stato un atto... E lei non gliel'ha detto, perché poi è sparato? Sì, certo, io ho detto, E lui ma che ha risposto? e lui mi ha detto sono deficiente, non lo so, non mi sono reso conto, cioè... Senta, ma per quello che lei sa, mi rendo conto che frequentava Valerio da pochi giorni. Valerio faceva uso di stupefacenti? Penso che faceva le canne. Faceva uso di medicinali, psicofarmaci? Ma psicofarmaci non lo so. Lei non glieli ha mai visti prendere? Prendere non l'ho mai visto, sinceramente. Solo fumare. Fumare. Senta, ma dato che voi praticamente vi stavate frequentando da 3 giorni, quindi Non la chiamerei nemmeno una frequentazione. Esatto, eravate usciti una volta perché poi un giorno non vi eravate nemmeno incontrati, c'era stato uno scambio di chat, un incontro e poi quella notte in hotel abbastanza concitata. Si è mai chiesta Non è stata una come notte, mai... comunque sono state pochissime ore, tipo Sì, dalle 3 ore. alle 7, questo l'abbiamo Ok. appurato. Lei si è chiesta come mai Valerio è venuto da lei, come mai si sia fidato di lei a tal punto? Io voglio capire che tipo di rapporto c'era. Non l'ho capito, non lo so perché. Mhm. Forse perché avevo la macchina e lui non l'aveva e mi serviva fare dei giri e non so. Senta, successivamente al fermo, perché poi lei lo sa, Valerio è stato fermato. Ha avuto contatti con Valerio? Ci siamo sentiti per email, qualche mail. Le ha anche scritto delle lettere? Sì, Ricorda un po' i toni, senza dire le parole esatte, però ricorda i toni, i contenuti, le chiese qualcosa di particolare? particolare nel senso, cioè io gli ho chiesto come stava, gli ho detto che ho cambiato Allora, macchina. Io in particolare alludo a una lettera che viene scritta di pugno dall'imputato in data 1 novembre 2019, che viene inviata dal carcere. Essendo un documento proveniente dall'imputato ne chiedo l'acquisizione
immagino Le che parti le conoscono? tutti gli avvocati la conoscano perché era già al fascicolo del PM. No, alcuni dicono di no. Al TF c'era. Vabbè, chi la La vuole facciamo visionare prima la può vedere. visionare. Quindi scusi, è l'imputato che scrive alla Sì. ragazza, alla testa. Questo è 70.000 e tanto pure oggi. Il mezzogiorno. No, è l'una questo questo, vediamo 35. Però questo pure secondo Sì, me graficamente la riconosco. c'è una fatica per far vedere le cose, ma spieghiamo quello e facciamo perché poi alla fine comunque il limite favorevolmente non c'è, no, non c'è, perché come la firma non c'è tutta, lei che no, lui l'hanno preso, non l'hanno fermato. Me la ridate, avvocato? Una questa è la nostra. No, no. Ah, ok. Una copia. Una copia per la corte, grazie. Sì, questa è quella che intanto la vorrei far. Trattandosi di documento proveniente dall'imputato non credo che ci saranno problemi. Allora, la vorrei, prima di esibirla alla corte, la vorrei esibire al testimone. E le chiedo anzitutto se la riconosce, lei l'ha letta. Sì. E può girare pagina? Dobbiamo fare caramelle. Ora c'è Valerio che le chiede una cosa particolare, le chiede gli indirizzi dei due, può leggere cosa le scrive Valerio? Mi puoi mandare gentilmente le vie di casa con civico preciso di Cristian Bertoli e Emanuele Incani, per favore? Lei glieli ha più forniti questi indirizzi? No. Come mai secondo lei Valerio voleva gli indirizzi di casa? Dei Mandare, penso, le mail. Però io comunque Una non lettera. sapevo Cristian dove abitasse, Manuel lo so, però non sapevo il civico preciso. Senta, io lì leggo dei toni di una persona Affettuosa. affettuosa, sicuramente con una certa, con un debole per lei, ecco, diciamo così. Anche se vi conoscevate da pochi giorni, Valerio le aveva parlato di progetti, di cose che voleva fare con lei, oppure 3 giorni non... prima di andare a quella famosa sera del 23 ottobre, Valerio le aveva mai parlato di viaggi, cercava di fare colpo su di lei in qualche modo? Una volta per messaggio mi ha detto andava alle Maldive, ma E quando gliel'ha detto questa cosa delle Maldive? la sera, quella sera prima, Del 23 il giorno ottobre? prima o la sera prima. Ma quando ora un viaggio alle Maldive non è proprio Sì, ma io mi sono messa a ridere perché... Un attimo, mi faccia prima Prego. formulare la domanda. Quindi c'è Valerio che è un ragazzo, lavora come aiuto pasticcere e le parla di un viaggio alle Maldive che non è un viaggio Economico. cioè è un viaggio che costa. Lei gli ha chiesto ma questo viaggio quando lo fai, come lo fai? No, come perché lo mi fai? sono messa a ridere perché pensavo fosse ironico come cosa. Ma Valerio cercava di fare colpo su di lei con gesti particolari, con discorsi particolari? Beh, In senso erano i primi molto contatti esatto, di una quindi persona interessata a lei. sì, quindi cioè, più che altro parlavamo dove lavori, quello che fai, le abitudini, cioè non di sicuro progetti o cose future. Non Ma infatti le ho chiesto come cercava di far fare colpo, colpo. se Ancora cercava di era una fase ostentare molto anche più... la disponibilità economica o se le aveva mai detto che di lì a poco sarebbe entrato in possesso di soldi, di denaro, dato che già parlava di viaggi non economici.
un colpo, cioè nel senso non è che cercava di far colpo, io poi nel senso io già avevamo parlando così, conoscendoci, gli avevo spiegato che non è che mi interessa se una persona sta bene economicamente o meno, quindi penso che abbia captato questa cosa e sia andato oltre nel far colpo con soldi o cose del genere. Ma prima del 23 ottobre avevate mai parlato di viaggi costosi o di altre... aveva mai toccato l'argomento? Chiacchierando, certo, ne avevamo parlato nel senso molto non nel dettaglio, cioè non programmando un vero e proprio viaggio. Me l'ha scritto in un messaggio così, ma non l'ho preso nemmeno sul serio perché quando non era da non l'ho prendere preso sul serio parlava del viaggio alle Maldive? Sì, è l'unico momento penso in cui E ha come mai voluto non lo ha preso sul serio in quel momento? Perché sono 3 giorni che ci conosciamo, già mi parli di... Non lo conosceva già da prima? Beh sì, però ciao così per strada, cioè io sapevo che era Valerio, lui sapeva che ero Giorgia, ma solo perché nel quartiere comunque ci si conosce già da piccoli, però non ci siamo mai frequentati stesse persone, comunque abbiamo un'età diversa, quindi conoscerci no. Però in questa conoscenza breve Questa frequentazione, diciamo, breve. io non la sì, chiamatela se volete frequentazione, però non ho altre domande. Presidente, chiedo scusa, pensa sia possibile un breve break per consentirci un attimo di andare al bagno magari? Non volevo tra le altre cose. Se non è neanche l'una, durate poco. La corte è abituata a ben altro, però se me lo chiedete, a questo punto facciamo la pausa, 10 minuti facciamo la pausa di va bene la pausa per voi, facciamo mezz'ora di pausa, però la gente dovrebbe rimanere qui. Se prendiamo qualcosa da mangiare, perché tanto noi rimaniamo qui, quindi le facciamo... bottiglietta d'acqua se è possibile. No, grazie, no, sto a posto così. Ah, sì. Era concentrato Allora, pubblico ministero, buongiorno. Mi dicevano gli avvocati che siete d'accordo per rinviare alcuni dei testi? Soprattutto la... Sì, ho visto, la mamma di Valerio Del Grosso. Quindi possiamo darle la quale udienza però? La diffidiamo per la prossima perché dobbiamo sentirla. Io non so adesso che programma ha il pubblico ministero. Sì, andiamo nell'ordine, sì, non abbiamo... Vediamo un attimo, io invito i difensori cortesemente a ridurre al massimo, senza chiaramente tarpare le ali alla difesa, perché è lungi da me, però evitare di fare di nuovo le stesse domande, perché... Allora, avvisiamo la signora. Sì, ho visto che ha un tutore o qualcosa. Sì, non c'è bisogno, basta che si affaccia senza che scende. Giusto per diffidarla formalmente, qual è la prossima udienza? La prossima settimana? 23. Arriveremo al 23. Noi non lo so. La mascherina, scusate, lo dico a A me tutti. l'unica ripresa che mi hanno fatto è andare a piano metro sul figo, quando sono arrivate tutte mascherine, senza mascherina. Vabbè. Allora, la signora è andata a chiamare qualcuno, immagino, Sì, è andato... no?
Come si chiama di cognome sua mamma? Ecco, la signora Proietti, si fermi lì senza che arriva qua giù. Allora, siccome non ce la facciamo a sentirla oggi, dovrà tornare il 23. Ce la fa a tornare? Stanno insieme? Allora sì, anche suo figlio, come si chiama l'altro figlio? Anche suo figlio Andrea. Tornate tutti e due il 23, va bene? Grazie, diamo atto a verbale che la signora Proietti e il figlio Andrea Del Grosso, Proietti Giovanna e Andrea Del Grosso sono diffidati a tornare all'udienza del 23 settembre 9:30 sì, luglio, scusate, 23 luglio, ore 9:30, in aula prima corte d'assise. Allora, sì, io volevo vedere la lettera che è stata prodotta, che non ho avuto modo di leggere. Produco anche l'immagine. Sì, l'immagine che è esibita alla testa, che diceva che dovrebbe essere già agli atti, però è comodo che sia allegata al verbale. Perfetto, quindi diamo atto che la Procura produce immagine del portafoglio esibita alla testa e lettera inoltrata da Valerio Del Grosso alla Teste dall'Istituto di Pena. Benissimo, allora Pubblico Ministero, lei aveva finito, no? Sì, avevo finito. Quindi, prego. Sì, da Patofalice per la parte civile. Signor Ambrosio, che lei sappia, il signor Del Grosso che tipo di rapporto aveva con il denaro? Cioè lui dava peso al denaro, non gliene fregava nulla? Non lo so, non sono al corrente di il rapporto che avesse lui col denaro. Lei si ricorda di aver affrontato questo argomento con i carabinieri che tante volte la ebbero a sentire? No, non ho capito la domanda. Lei di questo fatto, di questa domanda che io le ho detto adesso, si ricorda se ne ha mai parlato ai carabinieri, di questo rapporto con il Del Grosso, No, non mi con i sembra. soldi? No. Non le sembra. Presidente, io con il suo consenso, allora, per i colleghi così mi possono seguire, siamo al verbale del 14 dicembre, a pagina 3. La domanda che le viene posta è domanda: Valerio ha detto di voler andare all'estero? Sì, alle Maldive. Lui voleva diventare ricco. Io da ragazzo capisco che alcuni ragazzi vogliono mostrare di avere più quanto hanno, ed anche con Valerio non ho dato peso. Quindi lei qui ha affermato che, per quanto ne sapesse lei, il signor Del Grosso aveva questa voglia di diventare ricco. Conferma o no? C'è una cosa, penso, detta così, la sua, quella di Valerio. Ma gliel'ha detto o no? Ah sì, penso. Gliel'ha detto. Mi conferma penso di sì. di aver ricevuto questa confidenza, va bene. Senta, il signor Del Grosso gli ha riferito se aveva qualche proprietà, qualche immobile, qualche casa? Momentaneamente mi sembra di no. Forse mi aveva detto che aveva tipo una casa in costruzione da qualche parte. Senta, sempre per quanto ne sappia lei, il signor Del Grosso interessava avere, non so, un tipo di abbigliamento in particolare, avere degli accessori così particolari, aveva dei sogni, delle pretese nell'abbigliamento? Penso che gli piacesse curarsi esteticamente. Era molto curato nell'abbigliamento, sì. Sì. Gli ha manifestato mai qualche volontà di avere un preciso accessorio, anche non economico? No. Sempre alla stessa pagina, alla fine, lei a domanda risponde: lui è sempre stato uno che voleva apparire.
ci teneva ad avere un orologio costoso, poi mi raccontò di avere una casa in costruzione in zona Tor Sapienza. Lei conferma questo che ha detto, lo si sta ricordando? La contestazione deve riguardare tutto il passaggio, no? Che non si chiude così. Non so dire però altri riferimenti, comunque erano solo discorsi, così si chiude l'affermazione, se no se andiamo a come è stata verbalizzata la cosa non diamo il senso di tutta la risposta. Va bene, ha finito la frase, ha terminato. Si altera il contenuto della risposta, il punto che io faccio no, io non lo dico per fare polemica, dico che il senso di una risposta è data anche guardando i punti e virgola quando si conclude la risposta si conclude con quello che ho detto io. Non c'è problema, se non facciamo a metà diventa un macello. No, io non faccio a metà. Sì, che erano discorsi detti così. Avvocato, il microfono è spento, mi dicono. Sì, mi ricordo di aver detto così, che erano comunque discorsi fatti molto... Di questo orologio costoso, di questa voglia? Sì, sì. Senta, ritornando alla mattina seguente, cioè dopo la sera del 23 ottobre, quando voi passate la notte insieme in quell'hotel, poi dice lei va a casa sua, lei? Sì. Quindi il 24, quando rivede il Del Grosso la prima volta, e dove? Il 24 lo vedo sempre sotto casa mia. Esatto. Lui come viene sotto casa sua? A piedi? Era in a piedi, già era lì quando sono scesa. E com'era vestito? Mi sembra che aveva vestito per lavorare, l'abito da lavoro. E dove andate? Cioè, cosa fate? Lei scende e dove andate? Scesa e siamo entrati in macchina. In quale macchina? Nella mia, nella 500 nera che avevo. Il Del Grosso aveva qualcosa in mano o non aveva niente? La busta, mi sembra. Una busta? Che tipo di busta è? Una busta di plastica. Ma era trasparente oppure no? Come? Era trasparente o no? Sembra di sì, che fosse trasparente. Lei sa cosa c'era dentro questa busta? Tutte cose accartocciate, sicuramente qualcosa da vestire. Qualcosa? Da vestire, un vestiario. Abbigliamento. E poi sa se c'era altro? Non so se c'era altro, però sicuramente c'erano dei vestiti. Quindi dice, sicuramente c'erano vestiti, non so se c'era altro, giusto? Sì. Senti, poi quindi entrate in macchina e dove andate? Ci siamo visti non mi ricordo se era prima o dopo, ci siamo visti con Simone Piromalli. Simone Piromalli. Senti, ma lei già lo conosceva questo Simone? No, me l'ha fatto conoscere Valerio. E quando gli ha fatto conoscere? Qualche giorno prima. Ah, il giorno prima. No, qualche giorno prima. Qualche giorno prima. E invece lei sa che rapporto c'era tra Del Grosso e Piromalli, da quanto tempo si conosceva? Amicizia? No, da quanto non lo so. Penso anni comunque. Penso anni. Lo accompagna insomma a questo incontro con questo Simone Piromalli e cosa accade? Parlano lì per lì. No, ma voi arrivate nella sua macchina, Del Grosso cosa fa? Scende dalla macchina, Simone era con un motorino mi sembra. E scende sempre con questa busta in mano? Stava con una busta. Quindi scende con questa busta e va verso questo Simone Piromalli. E questo incontro a che distanza avviene da lei che è in macchina? Un paio di metri. Quanto dura? 5-10 minuti, poco. Lei ha sentito qualche frase? Sono rimasto tutto il tempo in macchina, quell'incontro. Quindi lei non ha sentito nulla? Dico, non ha sentito nulla? No. Dopodiché, dopo questi 10 minuti, il Del Grosso che fa? Ritorna in macchina? Lui ritorna in macchina, Simone se ne va. Piromalli se ne va. Va via con il motorino. Sì.
Senta, quando Del Grosso ritorna in macchina, questa busta che abbiamo detto prima, ce l'aveva sempre in mano o non ce l'aveva più? Non ho idea, non lo so, non mi ricordo. La busta non mi ricordo proprio. Allora. 31 ottobre. Allora, il verbale del 31 ottobre, un secondo che io lo trovo. Cioè, Una busta, non mi ricordo già. Allora, il verbale del 31 ottobre a pagina 6 a domanda cosa ne ha fatto della busta? Lei risponde, sinceramente non ci ho fatto caso, quando è risalito in auto non l'ho più rivista, non so dire con precisione se possa averla lasciata da qualche parte o magari consegnata a Simone. Posso dire con certezza che Simone gli ha portato una tuta, che Valerio teneva in mano una volta tornato in auto. Quindi lei qui ai carabinieri, sentita praticamente dopo una settimana, ha detto che quando è tornato in auto non aveva più questa busta, però che lei non sa effettivamente se o l'ha data a Simone Piromalli o l'ha lasciata da qualche parte. Lei conferma questo, quello che ha detto il 31 ottobre? Sì? Sì. Le ultime domande ho finito, perché poi le altre cose sono state già fatte, quindi evito. Ci può ripetere questo portafoglio Gucci che prima il pubblico ministero le ha mostrato? Si può ripetere solo il contenuto? Soldi? Soldi sa quanti? Cioè, ha visto qualche tipo di... Qualche banconota da 50 euro penso, cioè non sono certa, schede telefoniche e una bustina d'erba e qualche foto pure. Senta, in queste ore successive ai fatti, lei comunque ha sentito molti discorsi a metà, ha visto persone, insomma ha percepito qualcosa, no? Prima ha detto il pubblico ministero cosa ha percepito. Lei ha mai sentito parlare di un'arma? Ha mai visto un'arma, soggetti parlare, non so, di questa arma, vederla? Parlare dell'arma. Parlare in che senso? Si riferisce a quel passaggio che ha detto prima, dove De Propris gli dice a Valerio Del Grosso non si può dare nulla in mano? Si riferisce a questo? Pure al fatto di come ha fatto quello che ha fatto, cioè di come ha sparato. Quindi lei non ha mai sentito alcun discorso su quest'arma, su dove fosse? No. No, se non l'ha sentito dica no, cioè, è normale. Senta, in queste ore, queste circa 36-48 ore, il signor Del Grosso emotivamente come le appariva? Agitato. Cosa faceva di particolare? Stava al telefono, fumava sigarette, agitato. Dopo l'incontro con Simone Piromalli, lei poc'anzi ha detto poi vi siete recati a via Bitonto. Sì. Quanto tempo è stato il signor Del Grosso a via Bitonto? Qualche minuto, 5-10 minuti. E lei è rimasta sempre in macchina? No, sono scesa, siamo stati lì sotto, io mi sono fumata una sigaretta, lui è salito al volo e poi è sceso lei non ha partecipato a questo incontro? Ci siamo visti lì, siamo incrociati con Marcello. E poi una volta che sono saliti lei è rimasta giù? Sì. Senta, l'ultima domanda e ho concluso. Quando siete andati in questo famoso ristorante, poi a mangiare dove c'era l'amico di Del Grosso, lui come era vestito? Lui parlo Del Grosso. Mi sembra che avesse la tuta della Nike. La tuta della Nike?
Mi sembra, non lo ricordo, cioè, come era vestito. Mi scusi, Prego. io volevo dire una cosa. Quando lui entra in via Bitonto, lei dice che dall'incontro con Piromalli, lui aveva vestito la tuta da lavoro, viene a casa sua, all'incontro con Piromalli, scende con la busta, poi questa busta in macchina non ritorna perché non si sa, insomma, che fine fa. Piromalli gli dà una tuta e voi vi recate a via Bitonto, dove lei sta sotto su una sigaretta, poi lui entra, insomma, si parla, vedono con dei propri, poi, insomma, lui quindi quando sale in via Bitonto ha sempre la tuta da lavoro. Ma io non mi ricordo se lui è uscito da lavoro con i vestiti da lavoro, è andato da Simone, ha preso la tuta e poi non so, cioè, non mi ricordo se si è cambiato al ristorante o da lui o da Marcello. La donna è questa, lei io non me lo ricordo. Che quando entra a via Bitonto entra con la tuta da lavoro e poi riesce vestito in un'altra maniera. Mi sembra che era vestito ancora da lavoro, non Vabbè, faccio ricordare. metto un'altra domanda. Una domanda all'avvocato Daci, l'avvocato Presidente, sia come Cincioni. avvocato Cincioni per Chilemnik. Senta, signora D'Ambrosio, innanzitutto buonasera. Buonasera. Io torno immediatamente sul tema della presenza in questa borsa di una somma di denaro, che non sia evidentemente quella contenuta nel portafogli. Oltre a Del Grosso ci sono state altre persone che si sono lamentate del fatto che in questa borsa non c'era la somma che loro pensavano ci fosse? Lamentate che mi sappia no. Che ne hanno parlato? No. No? A me no. Pagina 2, credo sì, 2 del verbale del 14 dicembre 2019. Sintetizzo per non perdere tempo, la premessa è che appunto i carabinieri la risentono proprio con particolare riferimento a questo aspetto e lei a domanda, cerchi di riflettere sui passaggi, lei vede Del Grosso insieme a Pirino, poi quest'ultimo si è allontanato e le evidenze investigative ci spingono a ritenere che in quel frangente Del Grosso conservava ancora il possesso dell'arma e dei soldi 70.000 euro. Risposta. A me hanno detto che i soldi non li hanno presi, quindi lei non entrambi però. Cioè non entrambi, cioè io con Paolo non ci ho mai parlato. Io non le ho chiesto se fosse Paolo, io le ho chiesto con chi. Chi gliel'ha detto? Sicuramente appunto veda, è proprio oggetto di specifica domanda da parte dei carabinieri. Se vuole, se non lo ricorda, glielo leggo io. Loro hanno, le ribadisco, lei dice, loro hanno sempre detto che non li avevano. Le si domanda, loro chi? E lei risponde, Valerio e Marcello. Sostenevano di non aver trovato nulla nello zaino. Quando ci siamo visti, lui non aveva nulla, solo la felpa e la tuta, oltre alla borsa della ragazza, ma era vuota. Loro se ne sono lamentati più volte. Conferma questo passaggio? Sì, più che altro Valerio però, forse non sono stata precisa manco lì. Ma lì fa riferimento a tutti e due però. No, non si vede il segno con la testa, sì o no? Sì. Sì. Quindi conferma quello che ha dichiarato all'epoca? Io, oggi, passati 9 mesi, non mi ricordo precisamente come sono andate le cose, però se l'ho detto il 14 dicembre che era passato 2 mesi, evidentemente... Lo conferma. Allora, l'aiuto ancora di più. In questo verbale sembrerebbe che ci sia una terza persona con la quale di questa vicenda si parla. Lei lo ricorda? No. Stesso verbale.
come le dicevo, i carabinieri, foto, la parte iniziale, in particolare, la foto perché è irrilevante, in particolare ci interessa avere delle indicazioni in merito all'eventuale denaro in possesso del Grosso, e lei risponde, nessuno, nemmeno, e qui evidentemente i carabinieri hanno votato la trascrizione di una porzione della domanda perché sembra eccentrica rispetto alla risposta, ma per completezza ve la leggo. Nessuno, nemmeno i suoi stessi amici, ha capito perché Del Grosso si è rivolto a me, ed evidentemente questo perché ti sia dato tanto. In merito ai soldi posso ripetere quello che ho sentito la sera prima, in particolare, qui c'è scritto a Simone, parlavano del più e del meno. Allora, con particolare riferimento a questo Simone, siccome come vede la verbalizzazione non è particolarmente chiara, questo Simone a cui lei fa riferimento in questa porzione di dichiarazione, anzitutto chi è? Piromalli, l'unico che conosco. Bene, Piromalli Simone. Piromalli Simone le ha mai parlato del contenuto della borsa? Le ha mai detto, si è unito, come dire, a questa constatazione, lamentazione del fatto che questi soldi non ci fossero? A me direttamente no, parlando tra di loro posso aver sentito quello che si sono detti. Ho sentito quello che si sono detti. Quindi lei ha, nel corso di una conversazione che è intercorsa tra non possiamo indicare, ci deve dire, facendo così si riferiva a Del Grosso Valerio? Sì. Tra Del Grosso Valerio e Piromalli Simone, lei ha sentito qualcosa che ha percepito come informazione, nel senso di dire non c'erano i soldi nella borsa? Sì. Sì. Bene. Senta, nel corso di questo peregrinare, lei prima al Presidente dice abbiamo fatto molti giri. Lei ha avuto modo di percepire anche altri passaggi delle conversazioni che sono intercorse tra, a me interessa particolarmente in questo momento, Del Grosso e Piromalli? Sarò più preciso, non ci dia una sua impressione o non ci dia un suo giudizio, se può indicarci qualche elemento di fatto dal quale può aver percepito se vi fosse o meno un coinvolgimento di Piromalli in questa vicenda. Io penso, di sicuro non mi faccio dire delle cose di sicuro. Che cosa si dicevano? No, io non voglio che lei... Io sono scesa una sola volta quando loro parlavano e l'ho detto prima. Ho sentito soltanto quelle cose. Se volete le ripeto, però sono sempre le stesse. No, se le ha già dette le recuperiamo nel verbale. Se non sono lunghe e ce le ripete ci fa una cortesia, ma io non la voglio costringere a ripetere. Che non hanno trovato, non c'era niente, la borsa era vuota. E questo in un dialogo intercorreva tra Piromalli e Valerio. E Valerio Del Grosso. Bene. Lei aveva incontrato Del Grosso, Piromalli anche in qualche circostanza, come dire, ravvicinata a questi fatti? Sarò più chiaro. Qualche giorno prima di questi del 23, lei ha avuto modo di vedere, di assistere ad un incontro tra Piromalli e Del Grosso? Sì, mi sembra che erano 2 giorni prima. Bene. Si sono visti, cioè ci siamo visti, parlarono? Io li ho raggiunti. Ah, lei sa di cosa parlarono? Chiacchiere così sotto casa, niente di... argomenti che non avevano a che fare con quello che poi lei oggi può dire erano questo fatto. Ok. Veniamo al tema dei viaggi. Anche rispondendo alle domande del pubblico ministero, lei dice che insomma, Del Grosso aveva parlato di questo viaggio alle Maldive. In particolare c'è una circostanza specifica nella quale fa riferimento al viaggio alle Maldive. Lei la ricorda? La sera del 23 mi ha detto. Non le voglio mi ha mandato un messaggio. Le mandò un messaggio? Lei ricorda a spanno che ora fosse? Intorno alle 10 forse, mi sembra.
Senta, quali erano le mete? Quindi diciamo intorno alle 10 si profila l'eventualità delle Maldive. Come viaggio che vuol fare Del Grosso, non ho ben compreso se questo viaggio lei fosse, come dire, questa fosse una sorta di invito che le prospettava. Penso che era soltanto una chiacchiera detta così. Ci sarei andata comunque, conoscendolo da 3 giorni. Non giochiamo a carte scoperte, a me interessa il dato storico, non mi interessa sapere se lui volesse o meno andare alle Maldive con lei. Non è Perfetto, io non me lo ricordo però. Il tema è che precisamente. lui parla e le prospetta un viaggio alle Maldive, giusto? E siamo spannometricamente intorno alle 10. Ci sono altre località alle quali lui ha fatto riferimento successivamente al 23, dopo diciamo, i fatti? No. No? Ah, no, forse no. Allora, Valerio ha detto di voler andare a letto, scusate tutti, siamo sempre al 14 dicembre 2019 e siamo alla pagina 1, 2, 3. Valerio ha detto di voler andare all'estero, risposta sì alle Maldive, lui voleva diventare ricco, io da ragazza capisco, è quella parte che le ha già letto il patrono di parte civile. Ora, come allora, lei dice a questa vicenda non ho dato peso. Le aveva già parlato di viaggi, aveva fatto proposte simili? No, prima di quella volta no. E ora veniamo all'aspetto centrale della contestazione. Dopo, quando siete saliti in auto, gliene ha più parlato? Lei risponde sì, in realtà lui mi ha detto di voler andare a Neti. Lei si è domandata come mai alle 10 le parlò delle Maldive e qualche ora dopo si parlava di Neti, che credo sia in provincia di Viterbo, credo, se non sbaglio. Come mai c'era questa divaricazione nella scelta del luogo? Non lo sa. Perché lo dovrei sapere? No, se lo sa, signorina, se lo No, sa, non lo so. attenzione, non prenda il tono come iussorio, se lo sa. Se non lo sa mi dice avvocato, Ah, non ok, lo so. no, mi è sembrato no. Ok. Lei conosce Valerio Rispoli? No. Gliene hanno mai parlato? Sì, sentito. Con riferimento al fatto e in particolare ad Anastasia Ghilemnik, lei ne ha sentito parlare da Valerio Del Grosso? Soltanto nel momento in cui hanno detto, cioè il nome e il cognome no. Nel momento in cui mi hanno raccontato che cosa era successo mi hanno detto della bastonata in testa e ho dedotto Senta, che ma le disse... chiedo scusa, sì, mi perdoni, aveva ragione, chiedo scusa. Finisca, no, è vero, le ho dato sulla voce. Che cosa ha detto della bastonata? La bastonata in testa a una. Quindi poi in un secondo momento l'ha ricollegata ad Anastasia, dagli organi ovviamente. di stampa. Ok, sta dicendo di sì, dica Sì. Sì. Ok. Allora, senta, sa se le persone, lei mi pare che prima rispondendo a qualcuna delle altre parti ha detto che le si era parlato di una sola. Sa questa sola se era diretta e se ne erano vittime persone conosciute da Del Grosso? No. No, non lo sa? No. No. Le disse qualcosa Del Grosso a questo proposito? Di queste persone no. Le disse se le conosceva? Non le conosceva, penso. Non le conosceva. Le disse di chi erano amici? Se erano amici di qualcuno, mi scusi, sono stato un po' inducente. Sembra di no. Forse. Sempre. Forse forse di Simone, però io non lo so. Cioè non... No, attenzione, mi perdoni. Io non le sto domandando
un contenuto di conoscenza sua diretta, io le sto domandando lui ha parlato di... cosa lei conosce di quello che le disse e se qualcosa le disse del Grosso, che sono due cose diverse, non sovrapponiamo. Non mi sembra che mi abbia... del Grosso. Mi sembra che mi abbia parlato di conoscenze... Allora, sempre stesso verbale, dice a domanda, ma invece nella notte successiva agli eventi emerso quello che avrebbero dovuto fare? Lei rispose no, nemmeno con chi avrebbero dovuto farlo, ha detto che non li conosceva, che erano amici di Valerio Rispoli, i dettagli non li ha mai detti, andando lì mi ha mandato delle foto, ma a me questo passaggio non interessa, quindi se vuole qualcuno poi ne farà oggetto di domanda. Mi conferma questa circostanza? Cioè di questo suo rapporto, come dire, dialogico, cioè di questa cosa dettale da Del Grosso? Sì, adesso ho confuso il nome Piromalli con Rispoli, comunque era quello Quindi lei confonde il nome di Piromalli con... Adesso l'ho confuso. Ok, no, pensavo Siamo qua per capire. Tranquillamente. Ora lei dice di aver confuso Piromalli con Rispoli. Sì. A questo punto lei parla di Rispoli e in quel verbale parla di Rispoli. Mi sa collocare Valerio Rispoli in questo contesto? Io non lo conoscevo prima di quel fatto dei giorni successivi. Non le ho chiesto successivi. se lo conoscesse prima, io le ho chiesto di collocarmelo all'interno di questo fatto. Non conoscendo non sapevo come era collocato all'interno di questo fatto. Mi perdoni signorina, la circostanza però che lei dica che erano amici di Valerio Rispoli implica che lei... Sono amici? Che sono amici di Valerio? Sì, implica che siano amici di Valerio Rispoli le persone che dovevano incontrare lì. Sì. E questo è un dato che abbiamo acquisito e messo da una parte. Però c'è un altro passaggio che a me interessa, è quello che evidentemente, poiché nessuno nelle domande immediatamente precedenti, o comunque sia in questo passaggio del verbale, le fa il nome di Valerio Rispoli, quindi il nome di Valerio Rispoli sembrerebbe lo faccia lei. Allora io vorrei comprendere la ragione per la quale lei fa questo nome. Come si chiama la deposizione? È stata fatta dopo che è successo tutto quanto, quindi parlando tra di noi è venuto fuori il nome e l'ho capito. Cioè, allora, senta, memoria breve però. Mi perdoni adesso, però la devo interrompere perché parlando tra di noi è un fatto che è inutilmente acquisito al processo. Parlando tra di noi chi? Tra me, Manuel, Simone. Sia un po' più specifica per cortesia. Manuel Lencani, Simone Piromalli. Questo l'ho capito, lei mi ha fatto dei nomi. Chi disse questa circostanza? Non mi dica Manuel, Simone, ho capito questo. Io voglio sapere chi le disse, chi le consentì di fare questa affermazione che lei ha fatto ai carabinieri. Perché come vede che lei questa è un'informazione che acquisisce successivamente al fatto non risulta. Quindi risulta invece oggi la circostanza allora che non lei sto capendo la domanda. Faccia fare la domanda per favore, che lei questa questione l'abbia acquisita in un secondo momento. Quindi ora per cortesia ci racconti con la precisione che le consente il ricordo i momenti di colloquio in cui avete affrontato questi temi, con chi e che vi siete detti. Non sto capendo manco le domande sinceramente. Non ho compreso. Non ho capito la domanda. Non le sto capendo. Sto nervosendo perché non le sto capendo. Completa gliela faccio lei. È chiaro. Le sta chiedendo chi le ha riferito che i soggetti colpiti dall'aggressione erano amici di Valerio Rispoli. Chi glielo ha detto e quando? Ah, ok. Questa è la questione parte in più. Io vorrei sapere parlando il Valerio Rispoli come esce fuori, che è l'aspetto che mi interessa di più. Non l'avevo capito. Che è assente di questo processo, capito? Non avevo capito, scusi. Mi perdoni, sì, ma noi ogni tanto parliamo niente, comunque bene, invece parliamo difficile. Magari sono io. Come l'ha saputo, come è uscito fuori Valerio Rispoli? Ok. Perdoni per me. Praticamente parlando cioè è venuto fuori che diciamo il collegamento era lui parlando tra Valerio, Simone, parlando tra di loro ho capito che il collegamento era come si dice, la conoscenza era di Valerio,
la conoscenza degli altri ragazzi Quindi però mi perdoni, coinvolti. se lei lo ha captato da un colloquio che è avvenuto tra Valerio e Simone, non può essere successo successivamente, perché Valerio credo Io avevo capito il nome di Valerio Rispoli, avevo capito il nome di Valerio Rispoli, è questo che a cui stavo rispondendo prima, che avevo detto del nome e del cognome di Rispoli. L'ho appreso dopo come si chiamava Valerio Rispoli. Successivamente a questi fatti l'ha incontrato? L'ho incrociato fuori a via Genova. E vi siete parlati? No, neanche mai presentati. Neanche mai presentati. Senta, tornando a Simone Piromalli, e poi io credo di aver finito. Le hanno spiegata la ragione per la quale Simone Piromalli ha dovuto incontrare o si è incontrato con Valerio Del Grosso e insieme hanno, come dire, ricontrollato il contenuto non della borsa ma del portafogli che lei ha riconosciuto essere quello di Anastasia Kilennik? No, non lo so. Perché? Non lo so. Non so non perché ha hanno ritenuto di dovuto... domandarglielo dopo? Come? Non ha ritenuto di domandarglielo dopo? Sì, cioè, ho trovato un portafoglio. Mi risulta usuale assistere alla scena di due persone che aprono un portafogli da donna che lei, immagino, mi corregga se sbaglio, avesse percepito provenire da un fatto illecito, che se ne estraesse il contenuto, che si intascassero le somme di denaro che erano contenute. E lei, le domando, non ha ritenuto di dire scusate amici, Certo, non voglio entrare nella sua vita privata, forse cominciava qualcosa che era più di un'amicizia, scusate, ma che è successo, che state facendo, tu che c'entri? No. Ovviamente... Cioè, ovviamente l'ha pensato o ovviamente glielo ha domandato? L'ho pensato e gliel'ho detto... E gliel'ha detto? Gliel'ho anche detto. Alzi la voce signorina. Gliel'ho anche detto, sì. E cosa le hanno risposto? Avevano da fare con questo portafoglio, non è che avevano da fare con questo portafoglio e quindi non hanno pensato a rispondere, penso. Stavano guardando che cosa c'era erano più impegnati a guardare che cosa c'era dentro piuttosto che darmi spiegazioni a me. L'ultima domanda, sempre rispondendo alle domande non ricordo di quale parte, credo del pubblico ministero, lei ha detto che poi ha visto o ha saputo, corregga il mio ricordo eventualmente, che queste cose sono state buttate. Lei era presente, sa dove, lo ha visto accadere, gli è stato riferito? Mi ricordo di averlo proprio visto, cioè io poi comunque ho seguito i telegiornali, una cosa e un'altra, tra realtà e quello che poi ho seguito, cioè ho ricollegato... Questo è lo scotto che si paga quando i processi vanno a finire sui giornali. Il problema però è è che a me ora interessa sapere con precisione sono andata a fare una dichiarazione proprio per questo. È quello, la prego di fare lo sforzo di memoria di non sovrapporre le conoscenze successive a quelle dell'immediatezza del fatto, con, come dire, non il consiglio perché non mi è consentito di dargliene, con la preghiera di fare bene differenza tra l'oggetto della sua memoria a quel momento e l'oggetto della sua conoscenza acquisita nei momenti successivi. Sono stato chiaro? Sì, è stato chiaro, ma io sono andata a fare una deposizione pochi giorni dopo proprio perché la cosa era fresca. Adesso i ricordi sono quelli che sono, le posso dire quello che penso di ricordarmi, però non so se è effettivamente quello che veramente è. Non dire cosa si sovrappone a cosa. Grazie Presidente. Grazie a lei, avvocato. Noi siamo gli unici che siamo solo in controesame, quindi secondo me dovrebbero prima finire gli esami.
Anche, io ce l'ho tutti quanti anche in esame diretto. Anche in esame diretto. Questa è un'interpretazione scolastica. Sono l'avvocato Spigarelli, sono il difensore di Valerio Del Grosso. Senta, io volevo un chiarimento. In tutta questa vicenda di questo giorno e mezzo di cui lei ci ha parlato, quello che lei ha compreso è che Valerio voleva scappare o voleva consegnarsi, e prima di consegnarsi voleva fare qualche cosa in particolare a cui teneva? Il microfono. Lui voleva salutare il figlio Cristiano e poi sarebbe voluto andare a consegnarsi in caserma. Senta, detto così, ma era facile per Valerio Del Grosso poter vedere il figlio di, come si chiama, Cristiano? Cristiano. Sì. Credo. Era facile, per quanto lei sapeva o per quanto le aveva raccontato, per Valerio vedere il figlio, o era una cosa complicata? E se era complicata, perché? Infatti loro non lo so, però da quello che ricordo che lui mi ha detto, il bambino comunque stava con la mamma e lui lo vedeva poco, stava sotto la tutela della mamma e quindi lui lo vedeva solo su richiesta, cioè sul permesso della mamma. Non so. Allora, specifichiamo un momento di circostanza, da quello che lei aveva compreso i rapporti tra Valerio e la mamma del bambino com'erano? Non buoni. Non buoni. Questo complicava per Valerio le visite al figlio? Da quello che so io, sì. Da quello che ricordo, sì. La rassicuro su questo. È chiaro che non le sto chiedendo una cosa che lei conosceva direttamente, ma sempre quello che aveva appreso attraverso Valerio, quindi non si preoccupi di questo aspetto. La mia domanda implica il fatto che comunque sono circostanze che le riferiva Valerio Del Grosso, o le ha riferito, se le ha riferite Valerio Del Grosso. Da quello che ricordo io sì, era, cioè non era proprio facile, cioè non erano rapporti ottimi. In particolare le aveva detto Valerio che non poteva andare a casa direttamente no. vederlo? Mi sembra che doveva sentire comunque la mamma, che sarebbe dovuta andarlo a prendere a casa la mamma di Valerio avrebbe dovuto chiamare la mamma di Cristiano, del figlio, e poi avrebbe dovuto prenderlo da casa della mamma di Cristiano e portarlo poi a Valerio. Sì, esatto, Sì. Quindi? Esatto, ha fatto un po' di complicata la vita. Perfetto. Va bene. Allora. Dunque, lei, rispondendo alle domande del pubblico ministero e delle altre parti, ci ha detto che l'informazione che le era arrivata da Valerio, o direttamente, vorrei che me lo chiarisse, o attraverso i discorsi che lei comprendeva, era che tutta questa cosa drammatica che era successa a fronte del fatto che comunque danari non l'avevano trovati nella borsa. Questo gli è stato detto anche direttamente da Valerio a lei? Sì. Se può fare uno sforzo di memoria, questo è stato detto, diciamo, nel momento, cioè nella prima serata e nella seconda e nel giorno dopo, se può collocare un momento quando comprende che questa cosa, insomma, era che loro dicevano che non avevano trovato i danari. Ma mi sembra
mi ricordo bene, però mi sembra il giorno, cioè il giorno dopo, o la sera. O la sera, Però lei ci ha detto che di questa cosa parlavano con Simone Incani, con Simone Piromalli, cioè sentivate questo discorso anche fatto da Simone Piromalli, con Simone Piromalli? Sì, quello era però il giorno dopo, un primo però pomeriggio. vediamo un po' di capire quando è che vi vedete con Simone. La prima volta? Con Manuel Incani in particolare e con Simone Piromalli, se ce lo specifica un momento bene, cioè lei vede alle 11:15 Valerio. Sì, poi dopo, poco dopo, adesso non so l'ora, però poco dopo vede Manuel e Simone, mi sembra. Non ce la faccio più. Che vede, lei quando è stata sentita, sto facendo riferimento al verbale del 14 dicembre, no? Leggo tutte le domande e le risposte così nessuno mi prende in campagna. Faccia uno sforzo di memoria per ricordare, le fanno i carabinieri, i momenti trascorsi con Del Grosso dopo l'uccisione di Sacchi Luca. In particolare ci interessa avere delle indicazioni in merito ad eventuali danaro in possesso da Del Grosso. La risposta rispetto a questo è quella che le è stata letta prima. Nessuno, nemmeno i suoi stessi amici, ha capito perché Del Grosso si è rivolto a me, perché si sia affidato in me. In merito ai soldi posso ripetere quello che ho sentito la sera prima. In particolare a Simone parlavano del più e del meno. Nel particolare cerchi di riflettere sui passaggi, le evite Del Grosso insieme a Pirino, poi quest'ultimo si è allontanato e le evidenze investigative, dicono i carabinieri, ci spingono a ritenere che in quel frangente Del Grosso conservava ancora il possesso dell'arma e dei soldi. Risposta, quindi per comprenderci, stiamo parlando della sera prima. A me hanno detto che i soldi non li hanno presi. Insistono i carabinieri. Però lui al lavoro ha detto che, di avere 70.000 euro e lei continua a rispondere, quindi è una risposta che dà reiteratamente sollecitata dai carabinieri. Loro hanno sempre detto che non li avevano. E poi mi fermo qui perché era questo l'oggetto della cosa. Qui, quando è stata sentita dai carabinieri, anche la sera prima, dopo, avevano detto i soldi non c'erano. Valerio aveva detto è successo tutto quello che è successo ma non c'erano neanche soldi. Sì, confermo quello che ho detto. Non soltanto la sera dopo, anche la sera prima, diciamo, a ridosso del fatto. Sì, esatto. La notte del fatto. Sì. Vabbè, ha compreso. Vabbè. Capito. Lei prima, questo lo dico perché inizialmente ha detto una cosa, poi lo ha precisato e quindi vorrei che non ci fosse equivoco su questo. Interrogata a un certo punto, sempre rispondendo alle domande del pubblico ministero, ha detto che non aveva neanche capito Valerio, da quello che lei aveva compreso, dove aveva colpito, in che punto del corpo aveva colpito. Sì. È corretto questo suo ricordo? Cioè Valerio, parlando con i suoi amici, dalla mostra di non avere notizia di dove l'aveva colpito? Parliamo della sera dell'immediatezza del fatto. No, la sera non mi sembra che... Dica lei, tranquilla, per me l'importante è questa circostanza, quindi vorrei sapere... Sono sicura che lui ha detto che non sapeva dove l'aveva colpito, però non ricordo bene quando e in quale momento. Quando io? Vabbè. Senta, lei prima ci ha raccontato che poi incontra Valerio
andate in un determinato posto e incontrate anche un'altra persona, prima ancora di incontrare diciamo, questi soggetti in cani e via discorrendo. Ha fatto anche un nome, un soprannome anzi. Quando siete andati a Torraccia, avete visto una persona? Sì, no, quando siete andati a Torraccia avete incontrato un ragazzo? Manuel abbiamo incontrato. Lei prima ha fatto riferimento a un tal Vapo? Ah, ecco, sì. No, Vapo e Valerio sono stati... Ma quando? Allora, mo facciamocelo dire. Allora, avete incontrato uno il cui soprannome è Vapo? Ma eravamo incuriosati, cioè nel senso non era proprio un incontro... Cioè, questa cosa a parte infatti non è stata detta prima, comunque eravamo incrociati, cioè, se voi mi ricordate io... Noi non possiamo proprio ricordare, dobbiamo pensare che cioè io mi ricordo che lei ricordi. Comunque, cancelli quello che hanno... Avete incontrato un ragazzo, se sì, come si chiama, se non lo conosce? Nella circostanza in cui abbiamo incontrato pure cioè come abbiamo incontrato Cioè tutti assieme o in no, due mi sembra che... diversi? No. Anche prima uno e poi dopo un altro? No, abbiamo incontrato prima, allora io Manuel cioè l'abbiamo incontrato ma io sono sempre rimasta in macchina, Gianmarco Vapo, io non... quindi quando diciamo Gianmarco Vapo parliamo di uno, lei sa come si chiama? Sì, no, vabbè, nel senso sempre come conoscevo Valerio, come che io lo... Vapo è un soprannome, il cognome, cioè, vi prego non me lo dite, non me lo chiedete, non lo so, perché è sempre una persona che la vedi, so chi sei, però non usciamo insieme, non ci parliamo, cioè questo è. Sì, io però non... Io voglio solo sapere, quindi c'è stato anche un incontro in cui c'era questo ragazzo? Sì. Vi siete trattenuti o perlomeno Valerio Del Grosso? Qualche minuto, sempre qualche minuto, quindi qualche minuto, un paio di minuti. Così. O hanno parlato di qualcosa in questo paio di minuti? Sono rimasto sempre in io cioè, ho passato le mie ore sono state dentro la 500 a fumare sigarette e a sentire musica, cioè può sembrare stupidi allora, ma... Finito, posso? Prego. Quindi, Valerio si è fermato, è sceso dalla macchina, ha incontrato questo Vapo, 2-3 minuti, quant'è? Lei è rimasto sempre in macchina, quindi non ha veduto che hanno fatto, che hanno detto, che no. Cioè, no. Che altro volete? Basta? Perfetto. Altre domande? Sì, comincia a non farcela più, credo, la testa, quindi sì. Grazie, Avvocato Menichetti. Sì, buonasera, sono l'Avvocato Menichetti per la difesa di Paolo Quirino. Quasi finito, Senta, lei prima ha raccontato dell'incontro del 23 ottobre alle 23:15 quando Valerio Del Grosso arriva sotto casa sua con Paolo Quirino a bordo. Sì. E notava quindi scendere Valerio Del Grosso che insomma la incontrava e Quirino andare via con la macchina. Su domanda del pubblico ministero diceva che aveva osservato uno stato di agitazione di Paolo Quirino all'interno dell'autovettura. Me lo può descrivere in maniera un po' più particolarizzata? Non è nemmeno sceso, io saranno stati 3-4 metri, cioè l'ho visto che andava via di fretta, ma non è che l'ho visto in faccia, cioè nel senso l'espressione, ho capito che era lui, però non mi so dire se era agitato o piangesse o non so. No, mi era parso di capire che lei avesse fatto riferimento a uno stato di agitazione di Paolo perché è uscito di fretta, perché è partito di fretta. Aspetti, perché solo per la trascrizione, dicevo, mi era parso di capire nel corso dell'esame del pubblico ministero, su domanda del pubblico ministero, che lei avesse riferito di uno stato di agitazione del Quirino, quindi diciamo ho mal compreso fondamentalmente, cioè lei ha visto andare via questa macchina e ha dedotto che andasse un po' di fretta, questo è un po' il concetto. Ho capito. Senta, poi per quanto riguarda la fase successiva, nel verbale del 31 ottobre lei fa riferimento ad alcuni giri
che avreste fatto lei e Valerio Del Grosso, lei poi ci ha detto rimane sempre a bordo della macchina, in giro per Casal Monastero. Ricorda un po' le vie che ha percorso? Guarda, le faccio la prima domanda così è probabilmente anche introduttiva e più semplice. Lei abita a Casal Monastero? Io abito a Casal Monastero. In che via? Via Conti di Rieti 38. Quindi via Conti di Rieti 38. Poi successivamente quindi iniziate a girare per le vie di Casal Monastero e ogni tanto ci faceva presente che Valerio Del Grosso si fermava e parlava con alcuni soggetti. Se li ricorda questi soggetti al di là di Simone, quel Simone Piromalli di cui già ha parlato alla Corte? Manuel, cioè erano loro comunque i soggetti a cui facevo riferimento prima. Ho capito. Poi di lì, dopo questi giri a Casal Monastero, lei raggiunge Tor Bella Monaca, è corretto? Sì. E se lo ricorda che strada ha percorso? Potrebbe essere magari il raccordo oppure una strada interna? No, mi sembra abbiamo fatto raccordo. Mi sembra, dovremmo aver fatto raccordo. Ho capito. Senta, poi al ritorno a Casal Monastero c'è questo primo incontro che lei descrive al capolino dell'autobus del 404. E chi era presente a questo incontro? C'era Manuel, Sì? la ragazza, Sì? e Simone Sì? e basta, mi sembra, non c'erano né Christian né... Non c'erano, sì. diciamo, altre persone? No. Senta, Penso. ha poi fatto riferimento, diciamo, a quelle che sono state le confidenze di Valerio Del Grosso, con particolare riferimento alla condotta quindi di Paolo che ha dato una bastonata ad una, se lo ricorda? Lei sul punto disse che Valerio Del Grosso le aveva testualmente detto: ho fatto una cazzata, non ho usato la testa, Paolo ha dato una bastonata ad una, ho fatto una cazzata enorme, ed infine ha aggiunto tutta sta cosa per niente. Se lo ricorda questo? Sì. Senta, poi alle ore 12, quindi parliamo del 24, quindi giorno successivo, c'è questo nuovo appuntamento con Simone a Casal Monastero. Devo ritenere che fosse anche in questo caso Simone Piromalli. Sì. Si ricorda esattamente dove vi siete visti? A Casal Monastero dove? Era sempre un parcheggio, la via non la so, comunque vicino all'Eurospin, gliel'avevo spiegato già. Ecco, io infatti proprio questo volevo dire. Cioè stiamo parlando sostanzialmente di via Ottaviano Conte di Palombara, angolo via Elisea Savelli, qualcosa del genere, perché è lì che è l'Eurospin. Però, cioè, la via, se gli dico sì, io non gli posso dare... Senta, ma se io le dico che questa via dista 150 metri da casa sua, sto inventando... Sì, lo so, no, è vero. Ah, ecco, no, perché non è che le sto chiedendo... Però non è che io conosco tutte le vie... No, ma è una risposta. No, ha risposto, no, era solo perché ovviamente non pretendo, come dire, no, cultura generale sulle strade, però era molto vicino alla sua abitazione e ritenevo, insomma... Sì, ma questo non significa che devo conoscere... No, questo non significa niente, io sto solamente chiedendo se l'Eurospin è quello sì, che comunque si trova l'Eurospin è lì. Sì, ha risposto, avvocato. Quello è il dato. Senta, dopo invece il pranzo da Sant'Angelo, quindi voi vi recate nuovamente in altri posti, a me non interessa, poi comunque sì, alla fine c'è questo pranzo da Sant'Angelo. Successivamente al pranzo da Sant'Angelo, stiamo parlando delle 21 circa, del 24 ottobre, c'è un nuovo incontro ai Ferri. Lei ricorda chi erano le 3 persone che stavano lì ai Ferri ad aspettare Del Grosso? Marcello, c'era ad aspettare lì, c'erano Christian, Manuel e quest'altro ragazzo. E chi è quest'altro ragazzo? Valerio dovrebbe essere, Valerio Rispoli.
Ah, è Valerio Rispoli, quindi questo Valerio, perché era un altro Valerio. Che io, cioè, sì, comunque è lui. Che era un po' Senta, l'attività di spaccio, però in questo lungo peregrinare, tra i soggetti inizialmente incontrati a Casal Monastero, lei ricorda Paolo Pirino? Perché prima, sempre nel corso dell'esame, mi è parso di capire che lei oggi abbia ricordato, mi consenta per la prima volta, perché non ne ha mai parlato né la notte del 23, del 24, né il 31 ottobre, né tantomeno quando viene successivamente risentita a dicembre, lei, come dire, di questo incontro, lei poi ha anche detto che non ci ha mai parlato, che è rimasta in macchina, Infatti. eccetera, però diciamo lo colloca nella primissima fase, cioè quella fase lì dei giri a Casal Monastero fondamentalmente. Sì. Ho capito. Va bene, non ho altre domande. Senta, uno sforzo veramente l'ultimo, perché poi è anche stanca, immagino comprensibilmente stanca, ma più o meno un orario ed una via a questo incontro, immagino a questo punto fugace e privo di comunicazione, ma lei riesce un pochino a collocarlo? L'incontro con Paolo? Sì. Nel giro di Casal Siamo Monastero. passati praticamente, mi sembra che era il parcheggio sopra dopo, cioè alla fine di Casal Monastero, il nome della via io non glielo so dire. Un orario Un altro che può parcheggio, essere? orario sera tarda comunque, cioè Diciamo, tipo l'una, tipo l'una. direi una Lei cosa non ricorda vera, se- non la so precisamente. Lei ricorda se in questo lapso di tempo vi siano stati dei contatti telefonici tra Del Grosso e Pirino? Non lo so, lui stava comunque con il telefono in mano, quindi chi chiamava, chi sentiva per messaggi non ne ho idea. Bene, va bene, grazie, non ho altre domande. l'avvocato Ciampa, prego. Grazie Avvocato Ciampa per De Propris, Armando e Marcello. Buonasera signora. Senta, ho capito bene che tra... Abbiamo esaurito gli esami diretti da quello che ho capito? Credo di sì. Sì, perché No, per comprendere... per questo ho detto avvocato Ciampa, perché avete fatto tutto. Tu non ce l'avevi vista, quindi no. Io non ce l'ho. No. Dicevo, ho capito bene che lei tra la sera del 23, quando Valerio Del Grosso viene sotto casa sua, e la sera del 24, quando lo accompagnerà in albergo per la seconda volta, lei in un momento che non è riuscita a precisare esattamente, apprese che Valerio Del Grosso aveva sparato a una persona. E in questo lasso di tempo apprese anche che Valerio Del Grosso si era impossessato di qualcosa, uno zaino, una borsa, qualcosa del genere. Insieme a Paolo penso. Insieme a Paolo Pirino, certo. Penso. Sì, avevo capito che... E che Paolo Pirino aveva percosso una persona, una donna, credo abbia detto, con il bastone. Sì. Queste circostanze divennero ancora più evidenti quando ai Ferri incontrò gli amici che lo rimproverarono per quello che aveva fatto. Sì. E lei fu quello il momento in cui iniziò a cercare su internet notizie. Ma me lo fece vedere Manuel l'articolo. In quell'occasione le fecero vedere notizie che le davano evidenza che effettivamente quello che era vero, che erano accadute quelle cose. Senta, in questo lasso di tempo Valerio Del Grosso le disse mai che temeva o pensava di essere ricercato per quello che aveva fatto? Io lo sapeva benissimo, penso. Ok, lui lo sapeva benissimo, ma glielo disse, ne parlaste? In che senso ne parla? Ne parla? Oddio, le disse mi stanno cercando, temo che mi stiano No, cercando. lui voleva andare, cioè, direttamente lui voleva andare dalle forze dell'ordine, come Sì. si dice.
Lui voleva andare alle forze dell'ordine, ma le disse Ovviamente immaginava che se lo stesse ma ne parlasse, cioè glielo disse, qua mi stanno cercando. No, non mi disse mi stanno cercando. Lei di fronte ai racconti che le fece Valerio Del Grosso pensò che probabilmente lo stavano cercando le forze dell'ordine? No, non lo so. Non lo so, lo pensò o non lo pensò? Pensò, questo secondo me lo stanno cercando. Beh, No, invece ha una certa rilevanza, Presidente. Sì, ma il suo atteggiamento... poi ci arriviamo, però questa era la premessa della domanda che lei... però è interessante l'atteggiamento psicologico della testa nel momento in cui fece una certa cosa, no? Io già l'ho spiegato. No, il dolo no. No, lo so, il dolo mi sembrava l'elemento soggettivo, no? Vabbè, mi sbaglio. Va bene, senta. Nonostante quello che lei aveva appreso da Valerio Del Grosso in ordine a quello che aveva fatto nella notte fra il 23 e il 24, come mai acconsentì a prenotare a suo nome suo nome suo di lei, la stanza dove avrebbe dormito la notte fra il 24 e il 25? Che non aveva i documenti lui, e l'ho acconsentito perché non ho realizzato lì per lì. Non ha realizzato che cosa stava succedendo, che cosa era appena successo. Cosa non ha realizzato di preciso? Ha detto detto che aveva detto che sapeva, aveva certo, sapere però non significa realizzarlo. Aveva sparato a qualcuno, diciamo, aveva capito che aveva rubato qualcosa a queste persone, che il suo amico aveva dato delle bastonate a una persona, questo lo aveva realizzato. Sì, però non significa che saperlo non significa averlo realizzato. Cioè io rendermi conto di quello che stava succedendo, mi sono resa conto dopo, ho detto, tant'è che sono andata di mia spontanea volontà a dire quello che sapevo, ho avuto. Sì, l'ha fermata la polizia. Fornire alla polizia il dato. Sì, lei ha appena detto che le avevano spiegato cosa era successo nel corso di quei 2 giorni e alla fine aveva avuto anche un riscontro, diciamo, da internet in ordine a quello che era successo, oltre ad averglielo detto gli amici, oltre ad averglielo raccontato lo stesso Valerio Del Grosso. Che intende dire che non aveva capito cos'era successo? No, io non ho detto che non ho capito, ho detto che non ho realizzato. Io avevo capito, sapevo che cosa era successo, però non ho realizzato, nel senso non mi sono resa conto subito della gravità della situazione. E poi quando mi sono allontanata da lui e da tutta la situazione, diciamo, con me stessa ho riflettuto, ho detto che non era corretto, ha riflettuto sul fatto che non era un gioco, non era uno scherzo, certo. È cosa che ha fatto? Sì. T4. Presidente, io solleciterei la Corte alla opportunità, anzi necessità di sospendere questo esame, dal momento che sono evidentemente emersi a carico della testimone degli indizi di reità in ordine al reato di favoreggiamento personale, visto che la signora... Lo ha consegnato nell'immediatezza, c'è anche un'annotazione fatta nell'immediatezza. Possiamo contestare che la condotta che ha posto l'essersi in un certo momento spiegava di estremi di favoreggiamento personale. Ma non può rimanere... La condotta che lei ha posto in essere da un certo momento in poi, dal momento in cui si rende conto che Valerio Del Grosso ha ucciso una persona, in poi quando l'accompagna nei vari posti, addirittura dà il suo documento, col suo documento prenota la stanza, integra gli estremi di un reato abbastanza grave, che è il reato di favoreggiamento personale, ovvero sia lei avrebbe aiutato l'imputato a eludere le investigazioni della polizia, perché lo stava aiutando, sembrerebbe, a nascondersi.
Poi da un certo punto in poi credo, mi è sembrato di capire che la teste ha collaborato pienamente con gli organi di polizia e per questo non è stata incriminata, giusto pubblico ministero? Sì, è corretto, abbiamo proprio un'annotazione redatta con le spontanee dichiarazioni che le arresto posso esibire sia agli avvocati e quindi che c'è la lesimente, la causa di non punibilità. Ce lo dovrei avere anche qua. Quindi non interrompo, avvocato, non vedo motivo per interrompere. Recupero il documento e lo ricordo anche all'avvocato. Quindi rimane teste pura, solo l'obbligo di dire la verità, deve stare tranquilla però deve dire la verità. Ok. Che succede? Che vi vedo tutti? Causa di non punibilità, no? No, sì, ma i casi di non punibilità del 384 sono altri, sono il caso in cui il soggetto abbia agito per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave vado a prendermi gli occhiali. Io francamente il ripensamento è sicuramente Io valutabile. francamente però inviterei le parti un attimo a attendere il Presidente, anche perché c'è una test presente nel pieno di una deposizione e anche questo è una cosa nelle modalità con cui ci si approccia alla testimonianza da valutare con molta attenzione, avvocato. Possiamo farlo uscire magari. Perché sono 2 ore che è iniziato la deposizione. Quante ore che sta deponendo? Questa mattina. Ho invitato l'avvocato ad essere il rientro del Presidente anche perché questa testa ha iniziato la deposizione da circa 4 ore e adesso francamente le modalità devono essere consone ad una testimone che è alla chiusura di una testimonianza, rispetto alla quale né lei né nessuno degli altri avvocati si è finora alzato per interloquire. No, lei poteva farlo perché questa era una questione che non riguardava l'oggetto e il tema della testimonianza, riguardava eventuali vizi e profili che la procura non ha sollevato, non ha fatto nulla e quindi lei lo doveva fare anche lei preliminarmente, se mi consente. Come si sta deponendo con lei? Manteniamo almeno un atteggiamento sereno, come dire, quale deve essere, no? Che una ragazza È un modo per spaventato. Io mi ricordavo. Dunque c'è l'ufficio di procura, ti dice? No, se emergono indizi di verità lo devo. Sì, però no, lo devo rilevare io come giudice. Che hanno già. Che cosa aveva gli atti il pubblico ministero? Allora, c'è sicuramente in atti, lo dovrei stampare perché non ce l'ho. Allora è l'annotazione, credo fatta dalle volanti, sto andando a memoria, in cui viene dato atto delle spontanee dichiarazioni. Vediamo. Sì, infatti mi ricordavo questo. È proprio questa che volevo, dove viene dato atto proprio la notte tra il 24 e il 25 viene verbalizzato, è l'annotazione di PG della squadra mobile, non delle volanti, perdonatemi, dove dice si accertava si tratta della D'Ambrosio, invitata a scendere dal mezzo di sua spontanea volontà. La D'Ambrosio pronunciava le seguenti frasi: vi dico tutto, vi dico dove sta. Ieri sera mi è passato a prendere con un suo amico, dopo poco mi ha detto ho combinato un casino, ho fatto un casino e mi ha raccontato tutto quello che era successo. Questo è palesemente indicativo della volontà della testimone di collaborare con la giustizia e non proteggere ulteriormente. Perfetto, grazie pubblico ministero. Forse è il caso però, vabbè, tanto ne ha dato lettura della parte. Ne ha dato lettura, va bene. Se le altre parti consentono Quindi non ho problemi a produrlo, perfetto, dato che il testimone è stato già sentito fra l'altro. Può continuare a deporre come teste puro. Grazie. Senta, lei Marcello De Propris lo ha conosciuto, lo ha visto per la prima volta in vita sua quel 23 ottobre, la notte fra il 23 e il 24? Sì. E da allora tra il 23 e il 24 lo vide, se ho capito bene, 4 volte.
la sera a Via Bitonto fra il 23 e il 24, il giorno dopo ha accompagnato Valerio Del Grosso di nuovo a Via Bitonto, poi ai Ferri nel pomeriggio è passato. No, al pomeriggio, la sera. La sera, scusi, è passato. Poi si sono allontanati e vi siete rivisti al Burger King e lei è salita in aereo. Sì, presi 4 volte in Queste sono le occasioni, 3 o 4 come vogliamo contarle, uguali, in cui siete stati in contatto, insomma, in visione quantomeno. Lei ci ha anche detto che per lei quei 2 giorni sono stati come se fosse uno solo. Può spiegare meglio cosa vuol dire? Cosa intendeva dire? Che praticamente non ho dormito, quindi è stato un unico giorno. Okay. Ed è per questo che ha detto che fa confusione a dire cosa è successo in un certo momento e in un altro? Sì, anche. Okay. Atteso quanto ha detto, può escludere che le frasi che ha sentito pronunciare a Valerio Del Grosso rivolte a De Propris Marcello, che ha detto tu padre e la risposta che sei un coglione non ti si può dare niente in mano, può escludere che questa frase sia stata detta anziché nel primo incontro, quello della notte fra il 23 e il 24, in uno degli incontri successivi? No. Non lo può escludere. Anzi sì, non lo può escludere, quindi significa che è così. È sicura che lo escludo significa che è sì, giusto? Se lo escludo significa che sono certa. Non può escludere, o può, com'era la domanda? Posso escluderlo, quindi sono sicura. Sicura che è avvenuto proprio quella sera? Sì, sono sicura, quindi escludo che... Esclude che possa essere avvenuto il giorno dopo, questa è la risposta. Okay. Più complicato del... Nonostante i dubbi però che ha manifestato sulla sua capacità di ricordare con precisione i momenti. Sì. E perché rispetto a quei dubbi, perché proprio questo ricordo riesce a collocarlo con esattezza? Perché alcune cose le ricordo meglio, altre le ricordo. Comunque lei è sicura? Sicura. Perfetto. Senta, vorrei un po' più di precisione in ordine agli oggetti che lei vide nella disponibilità di Valerio Del Grosso a partire da quell'incontro di quando venne sotto casa sua il 23, dopo i fatti sostanzialmente, anche se lei in quel momento non sapeva cosa era successo. Quando scese dalla macchina di Pirino, dalla macchina al bordo della quale si trovava insieme a Pirino, poi non so di chi fosse la macchina, cosa aveva in mano? Cosa aveva con sé? La felpa e basta? Mario c'era solo la felpa. Senta, lei nel verbale dichiarazione resa il 14 dicembre del 2019, foglio è il secondo foglio, disse, quando spiega che loro sostenevano che di non aver trovato nulla dello zaino, disse: quando ci siamo visti lui non aveva nulla, solo la felpa e la tuta, oltre alla borsa della ragazza, ma era vuota. Per la verità io da qui non capisco esattamente a quale momento si riferisca, me lo dica lei, però ha detto queste parole. La felpa e lo zaino, sì. Quindi quando scende dalla macchina di Pirino aveva anche uno zaino, una borsa? Sì. Sì. E la porta nella sua di macchina, quindi, questa felpa e questa borsa? Non so se me le state facendo dire le cose, cioè io che lui poi sale nella sua macchina, no? Sì, e la felpa sono sicura che ce l'aveva. E lo zaino, se lo ricorda, se no dica non me lo ricordo. Non me lo ricordo io dello zaino, cioè, la felpa ne sono certa che ce l'aveva a mano. No, però allora, questo momento che racconta in questo verbale, cioè... Mi ricordo se ce l'aveva in mano, cioè...
lui è sceso dalla macchina che stava tra Picago, cioè c'aveva la felpa, altre cose in mano, penso che stava raccogliendo quello che doveva prendere dalla macchina di Paolo per venire nella macchina mia. E cos'erano queste cose? La felpa di sicuro, 9 mesi fa. La tuta di me cui lo parla? chiedevi. La tuta, la felpa della tuta. Ah, la felpa della tuta, quindi la felpa e la tuta. E la borsa di cui parla perché ne ha parlato, quindi a cosa si riferiva? A quale momento si riferiva? Perché lei potrebbe dirmi che... A quel momento. A quel momento. Quindi se il 14 dicembre ha detto che in quel momento aveva una borsa della ragazza, la borsa della ragazza. Io ho detto la borsa della ragazza? Lei ha detto, quando ci siamo visti lui non aveva nulla, punto, solo la felpa e la tuta, virgola, oltre alla borsa della ragazza, virgola, ma era vuota. Loro si sono lamentati più volte, punto. È stato detto anche prima. Sì, è stato detto anche prima, però... Per capire qual è il passaggio. Sì, è lo stesso passaggio che è stato contestato. Quindi le sto chiedendo, c'era questa borsa quando lui è sceso dalla macchina di Paolo Pirino la notte del 23 sotto casa sua? Mi sembra di sì. Non mi ricordavo prima. Quando è salito sulla sua macchina, quindi si è portato via tutto quello che si era portato via dalla macchina di Pirino? Non ha detto questo però. No, io però domande suggestive le posso fare. Ha ragione, è contrastante. A me non Guardi, faccia un attimo mente locale a quel momento, no? Come fa lei a vedere lo zaino? Perché in fondo sta in macchina di Pirino, Valerio, no? Però sta a 2 metri da me. Sta a 2 metri da lei, ma lo zaino aspetti, lo zaino dove lo vede lei? In mano a lui. In mano a lui. Lui scende e lo zaino lo rimette dentro la macchina di Pirino. E io poi questo zaino non mi ricordo di averlo più visto. Non ricorda di averlo visto in macchina? Non so se l'è portato nella mia, cioè non me lo ricordo questo passaggio. La felpa ce l'aveva sulle gambe e quella me la ricordo. Si è fatto il viaggio in macchina con Quindi la lei lo zaino l'ha visto solo un istante? Mi sembra, cioè l'ho visto sicuramente, era rosa mi sembra, però l'ho visto. Non ricorda se ha aperto il portabagagli della sua vettura, ha messo dietro qualcosa e poi l'ha riaperto? No, non l'ha aperto, sono sicura che non l'ha aperto, perché siamo partiti nel giro di un minuto, quindi... E quando poi avete fatto i giri non ha mai visto dietro nell'abitacolo se c'era qualcosa? Non avevo motivo di controllare. Magari uno si gira, cerca una cosa, sto cercando di sollecitarle la memoria, solo questo. No, perché io tanto ho l'abitudine di metterla davanti la mia borsa, quindi avevo tutto intorno. Quindi lei l'immagine dello zaino ce l'ha solo in quel momento, dopodiché non sa se lo porta con sé o lo lascia nella macchina di Pirino. Bene. Poco dopo vi recate a Via Bitonto da De Propris. Sì. In quel momento, quando lei ha detto rimane in macchina, mentre Valerio scende e va a parlare con De Propris, in quel momento Valerio ha qualcosa in mano? Sembra sempre la felpa si era portato. Si riporta la felpa in mano? Il telefono, le sigarette, cioè c'aveva le cose, gli oggetti in mano. Quando scende esce dall'auto. Lo zaino ce l'ha in mano in quel momento? No, non mi sembra. Anche dietro. Quando arrivati in albergo, successivamente, quello dalla Bufalotta intendo dire, e salite in camera, cosa porta con sé Valerio? Sempre la felpa, le sigarette, il telefono. Non lo zaino, non ricorda di aver visto lo zaino? No. No. Per cui poi lei se ne va e quindi lo zaino non c'era in macchina? No, io non me ne vado, io sono rimasto. Ah no, lei resta la notte per alcune ore, ha ragione. Quando lo lascia, vi salutate quel giorno sotto casa sua? Ma io non è che ho controllato ogni minima cosa che lui cioè lui posava le cose in macchina mia, posava il suo telefono per esempio nel portaoggetti, non è che sto là a guardare. Però in albergo è diverso. No, in hotel non ce l'aveva, c'aveva il telefono, c'aveva le sigarette, c'aveva la felpa e non c'era lo zaino. Ok. Quando dopo la notte passata in albergo tra il 23 e il 24 arrivate a casa sua, lei di chi? A casa sua di lei, mia, lui okay. se ne va a lavorare e lei credo rimanga a casa, mi sembra di aver capito. Sì. Quando lui esce lascia la sua macchina per andarsene, immagino, a lavorare, così le disse credo.
Vede che vede portato via qualcosa? Come ho appena detto, non è che sto guardando, Se aveva qualcosa in mano, intendo dire. Non è che guardo se lui, io sono scesa, ho parcheggiato, lui è sceso insieme a me, è andato, non è che lo seguo con lo sguardo, ci siamo salutati. Era rosa, mi sembra, no? Era rosa, giusto, lo zaino, quindi magari poteva colpire un pochino di più il infatti ragazzo. lo descrive come borsa della ragazza, quindi era percepibilmente. Cioè, magari però si non è nota che di uno- più un ragazzo con una cosa rosa. Sì, però no, magari che io non è la sto sua. guidando, cioè non è che sto, oppure che lo saluto, non è che guardo che oddio Brava, che c'ha in hai mano, risposto. cioè. Quando vi rivedete dopo il lavoro, lei ha detto che lui è vestito diversamente, ha la tuta da lavoro, giusto? Sì. E mi sembra oggi abbia detto che ha una busta in mano di plastica, Con dentro i vestiti. con dentro sì. apparentemente dei vestiti, sembravano dei vestiti. Sì, cioè comunque si Che ha vedeva che erano controllato cosa ci vestiti. fosse? No, che controllo. Quindi sembravano dei vestiti. Credo. Non aveva zaini, non c'era solo la busta. borse, eccetera. Successivamente vi recate a incontrare Simone? Sì. E qui c'è l'episodio del Simone porta una busta, è corretto? Non mi ricordo se l'ha contenente una portata tuta. dentro una busta, dentro uno zaino, comunque gli ha portato sicuramente una tuta. In una busta o zaino. Il Può darsi portafoglio- anche che gliel'abbia portata piegata un capo sopra l'altro. ok. Non ne ho Vi idea, porto non mi ricordo. Il portafoglio che ci ha detto vede i due maneggiare, da dove salta È fuori? quello, non lo so. Non me lo ricordo. Ma quando Valerio scende dall'auto per andare a parlare con Simone, si porta la propria busta appresso? No, mi sembra di no. Lascia la busta in macchina. Non me Aveva l'aveva qualcosa lasciata in in mano quando scende dalla macchina per parlare con Simone? Non lo so, forse il telefono, non... Forse il telefono. Ha visto se aveva il portafoglio in mano quando scende dalla macchina per parlare con Simone? No, No. non lo so. Dopodiché prende questa tuta, da Simone prende una tuta, piegata su di sé o era stesa, aperta? Già ho spiegato che non mi ricordo se gliel'abbia data dentro una busta, dentro uno zaino, piegata su se... non lo so. Però me lo ricordo che... poteva essere aperta? Poteva, sì, non lo so però. Potrebbe anche averla all'aperta. Cioè, Ok. E poi andate a quel punto nuovamente da De Propris. sì. Quando scende dalla macchina per salire a casa di De Propris, cosa ha in mano? Porta la tuta? Sempre mi pare, sempre il telefono, le sigarette. E la tuta? Forse pure la tuta. Forse pure la tuta? E la busta dei vestiti che aveva portato con sé? C'ho idea. Non Non si mi ricordo. E quando arriva al Celio? Quando poi lo accompagna, quando andate al ristorante, quando andate al Celio dopo lo accompagna vicino al commissariato del Celio? No, mi sembra che non aveva niente, siamo scesi senza niente. Sia al ristorante che al Celio. Che è il Celio? Lei ha detto che nel pomeriggio lo accompagna vicino al caffè Propaganda che si trova vicino al Colosseo, Ok. vicino in prossimità del commissariato del Celio. Non mi ricordo che cosa aveva in mano. Sì, dove è la via In quell'occasione quando lo saluta, lui aveva o la busta con sé, la busta con i vestiti che si era portato quando lo incontra di ritorno dal lavoro, Me lo ricordo. o la tuta che gli aveva dato Simone? No, so di sicuro che si era cambiato, però non mi ricordo che aveva in mano. Senta, ricorda che Valerio nel corso di questo giorno intercorso fra quei due, tra il 23 e il 24, le disse che il suo intento in occasione del reato commesso era quello di spaventare e non di uccidere? Cioè, so che era così, ma non mi No, ricordo se glielo l'ha disse. detto. Ora, io le contesto allora che il 25 ottobre 2019 alla Questura di Roma, quinta sezione, a domanda Valerio le ha foglio 3, Valerio le ha specificato le motivazioni per le quali ha sparato? Rispose no, virgola, mi ha solamente detto che il suo intento era quello di spaventare e non di uccidere. Se lo ricorda adesso?
Ha detto sì? Sì. Sì. Ok. Quindi lo conferma? Sì. Mi ricordavo che... Senta un'ultima cosa, anche se su questo già è stato oggetto di contestazione, ma io desidererei che faccia un po' più di chiarezza. Con riferimento a quello che le è stato detto in ordine ai soldi apparentemente non ritrovati nello zaino, nella borsa sottratta quella notte, la notte tra il 23 e il 24, e in particolare in merito all'identità delle persone che le hanno rivelato che non c'erano i soldi, che non avevano trovato i soldi. Lei inizialmente aveva detto che queste cose le aveva dette Valerio, poi a contestazione della difesa Kilemnik le è stato detto che lei aveva parlato di Valerio e Marcello, ok? Sì. Sì. Ora, a lei Non ce l'ha. No, non ce l'ha la ragazza, gliel'abbiamo fatta la chiesa. Lei è voltata giustamente verso chi la interroga, se è messo così sentiamo di In realtà dovrebbe stare. Ah, per sentire meglio, non ho capito. Si legge. Allora, la prego di seguirmi nella contestazione. A domanda siamo nel verbale del 14 dicembre 2009 Carabinieri, foglio 2, 301 affoliato dal Pubblico Ministero. A domanda in particolare ci interessa avere delle indicazioni in merito ad eventuale denaro in possesso del Grosso, lei risponde, vabbè, nessuno, nemmeno i suoi stessi amici, ha capito perché Del Grosso si è rivolto a me, e poi perché si sia fidato tanto di me. In merito ai soldi, posso ripetere quello che ho sentito la sera prima, in particolare a Simone, ok? Quindi lei qui dice che ha sentito dire immagino volesse dire da Simone, che immagino fosse Simone Piromalli? Sì. La sera prima parlavano del più del meno, le chiedono ancora, ma nel particolare cerchi di riflettere, lei vede Del Grosso insieme a Pirino, quest'ultimo si è allontanato e questo ci fa ritenere che Del Grosso conservava ancora il possesso dell'arma, e lei risponde, e dei soldi 70.000 euro, e lei risponde, dopo aver detto io posso riferirvi quello che ho sentito dire a Simone, dice a me hanno detto che i soldi non li hanno presi. L'ha contestato pure prima, però a questo punto voglio capire, hanno detto è Valerio, Simone, Marcello o tutti e tre? Perché poi in effetti, così facciamo completamente la contestazione, andando avanti lei continua a dire loro hanno sempre detto che non li avevano, le richiedono loro chi, e lei risponde Valerio e Marcello, facendo scomparire Simone. Quindi, visto che c'è un pochino, forse la vedo solo io, non ho ben capito Mi ho confusa pure io sinceramente adesso. Allora, questa cosa che nello zaino non c'era nulla, gliel'ha detto Valerio, Simone, Marcello o... Ma in quale occasione? In queste, tra il 23 e il 24? Mi sembra, penso Valerio e Simone. Valerio e Simone. Sì. Quindi quando lei risponde Valerio e Marcello è un'errata verbalizzazione, cosa... L'ho detto prima, cioè io adesso non mi ricordo. All'epoca lei ha dichiarato, non so in che data, gliel'ha contestato lei prima. il 14 dicembre 2019, prima dice di averlo appreso da Simone, poi quando incalzano chiedendo i nomi dice Valerio e Marcello. Io volevo capire, glielo dicono tutti e tre perché è possibile che glielo abbiano detto? L'hanno detto più di una volta magari. No, va bene, sta bene qualunque, voglio solo capire, lo ha saputo da tutti e tre, da due dei tre, da uno dei tre? La prima volta, non so se l'ho sentito più di una volta, magari la prima volta l'ho sentito da Valerio e Simone, la seconda volta da Marcello e Valerio, cioè... Quindi è possibile che l'abbia preso da tutti e tre in momenti diversi? Comunque in momenti diversi potrebbe averla probabilmente l'ha preso da tutti e tre. Sì. Evidenzio che lo ha detto, ce ne sono
sono lamentati più volte, quindi la testa ha già riferito che in più circostanze è sentito ripetere. Sì, gliel'hanno dal letto. E ha confermato Sì. Ha già confermato più volte, ora va bene tutto, però rifare molte volte la domanda solo per far cambiare la risposta al testimone. No, non voglio far cambiare la risposta al testimone, sto cercando di capire perché ha parlato di... Siamo alla quarta ora, la testimone è stanca, non si può ripetere per la quarta volta la stessa domanda solo per farle cambiare la risposta. Ma oggettivamente la circostanza che l'avesse preso anche da Simone credo sia emersa No, l'aveva adesso. già confermata, perché questo era stato già oggetto di lettura. E quindi aveva già Comunque, confermato. a fronte della domanda loro chi, quando lei risponde Valeria e Marcello, subito dopo aggiunge sostenevano di non aver trovato nulla nello zaino. Le chiedo, ma che lei sappia, Marcello lo zaino quando l'aveva visto? No, non lo so dello zaino, se Marcello abbia visto lo zaino o no. Cioè, ha mai visto qualcuno portare a Marcello cioè qualcuno No. del grosso? No. Non ho altre Non lo domande, so, grazie. va bene, prego avvocato. Presidente, signor Giudice, Avvocato Daniel Giudice per la posizione dei propri. L'avvocato la invita a non rifare le stesse domande perché veramente anche la Corte non ne può più. Tutte Non le domande abusate della man mano, pazienza. che man mano formulavano gli altri difensori, non ultimo il mio collega Gianluca Ciampi. Una domanda che non è emersa, lei dice una risposta che non è emersa, lei dice di aver conosciuto Marcello De Propris per questo episodio in buona sostanza, quei giorni lì in buona sostanza. Sì. Ma che rapporto c'era tra Marcello De Propris e Valerio De Grosso? Erano amici? Penso di sì. Cioè, lei ha percepito, ha visto insomma che da come si Io comportava... Valerio l'ho conosciuto, cioè l'ho frequentato 3 giorni prima, non sapevo le sue amicizie quali fossero, presumo fossero amici. Quindi da come si rapportavano, da come parlavano, insomma, si immaginava che erano amici. Un'altra domanda spot. Quando lei, la sera stessa per intenderci, si reca dopo una serie di giri presso l'abitazione, o comunque c'è l'incontro con quello che poi capirà essere Marcello De Propris, lei dice, lo ha già detto, che vi incontravate e lui stava a bordo di una Smart bianca con tettuccio nero, che lo ha già detto, quindi Non sa, sì, infatti, che non sa se è la era stessa che aveva uguale visto. a quella del Perino. Sì. Le sembrava uguale a quella del Sì, Perino. ma non sapeva se I colori. Come? I colori. Lei però ha escluso che fosse quella di Perino, cioè che fosse la che non stessa sapevo. macchina. Già l'ha Era la detto. stessa macchina? Già l'ha detto. È non lo La so, stessa marca. è la Smart. Ok, ma non era la stessa macchina. Non lo Ha so, detto che non no, era in che non era grado la di dire stessa se macchina. fosse la stessa o Non meno. voglio dire. Perché c'è questo particolare, è una delle ultime contestazioni che faccio. A foglio 2 sempre delle sue sommarie informazioni 31 ottobre 2019, lei dice appunto che era una Smart bianca con tetto nero uguale a quella sulla quale poco prima si era allontanato Paolo Perino. In realtà non mi sembrava la stessa auto perché ho notato una maccatura sulla fiancata. Ora mi rendo conto che a distanza di tempo possano arrivare, ma ecco, ricorda questo particolare, ecco, tale da escludere che fossero le stesse automobili, cioè la maccatura sulla macchina del De Propris che Se lo ricorda non lo ricorda. che non aveva visto su quella di Pirino. Non lo ricorda, non ricorda questo particolare, d'accordo. Lei ha detto anche che 24 ottobre, la sera successiva, in questa località denominata per voi i Ferri, quando vi incontrate ai Ferri... Per loro. Come scusi? Per loro, io non conoscevo quel posto. Ok, allora, in quella località che lei ha preso dopo essere i Ferri, questo per farle capire di cosa sto parlando, insomma, Ok. quando vi siete incontrati ai Ferri, tutti i presenti lì ai Ferri rinfacciavano a Valerio lo sbaglio, giungendo a dirgli con le lacrime agli occhi che faceva schifo. Ha già Insomma, detto, avvocato, ha risposto 10 volte, guardi, Sì, sì, veramente no, questo adesso comincio no. a fare il presidente della Corte Presidente, d'Assise. chiedo scusa, anche Marcello De Propris?
diceva, aveva questo atteggiamento. Lui stava in macchina. Dico, ma anche Marcello De Propris ha avuto questo atteggiamento con Del Grosso, cioè diceva, penso che tra di loro, penso che lui avrà detto, non lo so, io non l'ho sentito dire cose del genere. Però Valerio. a un certo punto, l'abbiamo già detto, l'ha detto lei, è entrata in macchina di Marcello De Propris il 24 ottobre con Valerio Del Grosso, no? Sì, Quindi si è parlato dell'hotel, non di altro. Chiedo scusa? Si è parlato di quale hotel, Ma Marcello diceva all'interno della macchina... Però, cioè, a parte questo, però l'avvocato sta premettendo un fatto che e lo descrive in maniera diversa da come è verbalizzato nelle non c'era TIT. intenzionalità, quale... Allora, perché quando lei dice c'era anche Marcello, quando lei ha riferito che i ragazzi lo rimproveravano e facevano schifo, siamo ancora in un momento antecedente all'arrivo di Marcello De Propris. No, la mia domanda era questa, anche Marcello aveva l'atteggiamento. Arriva dopo, quindi chiediamo se quando è arrivato dopo anche lui sì, non mi interessa, cioè, è emerso che Marcello arriva, Marcello De Propris arrivi lì sul posto, apra la portiera della macchina e inviti Valerio Del Grosso ad allontanarsi con lui. Dopodiché, quando vi rincontrate, lei ha visto, ha sentito, ha avuto questa sensazione che Marcello De Propris nei confronti di Valerio Del Grosso... No, si ha visto o sentito, non sensazioni. Sì, nel senso lì in presenza, ecco, c'era questo invito, cioè questo rimprovero e poi c'era questo invito che Marcello rivolgeva a Del Grosso a darsi da fare per costituirsi, per andare dai carabinieri, per andare dalla polizia. Sì. Lo faceva quindi. Abbiamo parlato di andare... Questo mi interessa. Abbiamo parlato in macchina di accompagnare Valerio alle autorità. Chi lo diceva? In macchina? Valerio l'ha detto da solo e noi abbiamo detto che lo avremmo accompagnato. Ah, quindi l'iniziativa è di Valerio e voi l'avreste accompagnati, che è diverso, certo. L'avvocato è diverso da come l'aveva detto lei. Io ho fatto la domanda se, ok, e lei quindi c'è stata un'iniziativa spontanea di Valerio Del Grosso. Vi siete organizzati in questo senso, preso atto dell'iniziativa di Valerio Del Grosso, vi siete organizzati per la mattina successiva per andare a accompagnare Valerio Del Grosso a consegnarsi? Sì. Marcello De Propris le chiese se poteva lei la mattina successiva accompagnare Valerio Del Grosso per consegnarsi? Mi ricordo, se era andata così. Come scusi? Mi ricordo se è andata così, cioè se... Ma lei avrebbe dovuto accompagnare Valerio Del Grosso a consegnarsi? Noi avremmo voluto... Voi avreste voluto, ma vi siete messi d'accordo? Dice domattina... No, non c'è stata un'ora o un momento preciso in cui vedersi per portare... Quindi non avevate poi organizzato nulla in realtà, avreste voluto accompagnarlo e avete detto consegnati tutti e due a Valerio Del Grosso. Poi però la cosa non si è concretizzata in qualche modo, non è che abbiamo detto... io me ne sono andata e... Lei se n'è andata, non è che avete detto domani torniamo e ti accompagniamo? Sì, avevamo detto domani o stanotte, cioè comunque lui voleva salutare il figlio. Lui voleva salutare il figlio, avete detto ti aiutiamo a vedere tuo figlio e poi... o no? Sì, poi... Gliel'avete detto o no? L'avete fatto qualcosa? No. Quindi di fatto... Non ho capito sì, no? No, ha detto di no. Non abbiamo potuto fare niente per fargli salutare il figlio. Quindi di fatto non avevate organizzato nulla per portarlo presso il commissariato? A parole avevamo detto che ci saremmo rivisti lì direttamente, non senza un orario, tanto lui stava lì senza... C'era un luogo dove vi sareste Sì, perché lui stava in hotel, quindi non è che poteva muoversi, cioè era in mezzo al nulla, tra virgolette, nell'hotel. E la mattina avremmo dovuto, non abbiamo stabilito mattina, pomeriggio, le 8 di mattina, era una cosa urgente, era una cosa che lui sta lì. No, certo, però era una cosa che lui tanto sta lì, cioè io avevo bisogno proprio di andare via. E quindi siamo rimasti che ci saremmo rivisti lì in hotel per accompagnare Valerio. Per riparlarne o per portarlo? No, per portarlo. Per accompagnarlo. E chi organizzava l'incontro con il figlio? Lui aveva difficoltà? Avete pensato di parlare con la mamma di Valerio? Diciamo alla mamma che c'è questo problema, che deve contattare
la nuora, chiamiamola così, la mamma del bambino, per farli incontrare, visto che prima... No, non me lo ricordo come era il collegamento tra, cioè per fargli salutare il figlio, insomma. Quindi insomma è io però una dichiarazione di intenti è stata, però poi non l'avete concretizzata. No, perché io non avevo comunque modo di aiutarlo a salutare. Voi non potevate aiutarlo, e io quindi... no. Scusi, ma se lei sa che lui si costituiva a condizione però prima di vedere il figlio e voi non potevate aiutarlo a vedere il figlio, come potevate poi portarlo? Magari io non è che so... Presidente, chiedo scusa, però ha detto io non potevo aiutarlo a vedere il figlio. Presidente, in questi discorsi di organizzazione circa la Costituzione, circa la necessità di portare Valerio Del Grosso dalla Polizia o dai Carabinieri, ricorda se Marcello De Propris fece riferimento all'ausilio, all'aiuto di un avvocato, cioè di organizzare, che vi sareste organizzati, avreste chiamato un avvocato, avreste in qualche modo organizzato... Cioè non lo ricorda o non fece riferimento? No, non mi sembra che fece riferimento all'avvocato. Non le sembra, d'accordo. No, non fece riferimento. Ha detto non mi sembra che fece riferimento. Non fece, cioè non si è parlato di avvocato, si è parlato solo di portarlo lì e... Ha detto non fece. Ultima domanda, il collega di parte civile ha introdotto un aspetto relativo al cambio di tuta di Valerio Del Grosso, avvenuto il 24 ottobre 2020, quindi Piero Malli cede questa tuta a Valerio Del Grosso, chiedeva il difensore di parte civile se lei ricordava quando si fosse cambiato, se eravate andati al ristorante, lui era già cambiato e quant'altro. Mi permette, Presidente, per chiudere faccio direttamente la contestazione perché dovrebbe ripetere non ricordo chiaramente il momento in cui c'è stato il cambio tuta. Sempre verbale 31 ottobre 2019, pagina 7 di 8, contestualizzo, è praticamente dopo che viene lasciato il quartiere al Colosseo, bar Propaganda, quando quindi lei torna a prendere Valerio Del Grosso verso le 20 circa, giungevo davanti al bar Propaganda dove attendevo a lungo Valerio. Questi arrivava dopo circa un quarto d'ora, forse di più, con gli abiti cambiati, infatti indossava la tuta grigia che gli aveva dato Simone nel pomeriggio, quindi le faccio questa contestazione, nel senso quindi dopo il pranzo che avete fatto, quindi è dopo che lei si è allontanata per poi riprenderlo alle 20 è avvenuto questo cambio di vestiti, mi conferma? No, non me lo ricordo se era... Non la ricorda, con sicurezza no. Quindi non gliel'ha confermata. Volevo solo perché francamente non lo ricordo, vorrei, avvocato, questa era un'altra delle domande già oggetto di contestazione specifica? No, solo per memoria perché non ce l'ho in mente. Avevano fatto la domanda... Questo punto non era stato già oggetto di contestazione? Ha contestato sulla base del non ricordo, Scusate, no, perché normalmente... però ha confermato il non ricordo e quindi siamo al punto di partenza perché non lo recuperiamo. Grazie. Non ho altre domande. Allora, abbiamo Solo chiuso... una, Presidente, velocemente. Buongiorno, Avvocato Matteo Riccardi, interesse di Pirino Paolo. Sulla contestazione del collega Ciampa, sulla sua domanda, Presidente, non da ultimo in ordine di importanza, sull'invito del Pubblico Ministero a non cambiare le risposte. Lei conferma quanto ha dichiarato nel verbale di SIT del 14 dicembre 2019, quanto ha dichiarato, cioè quando ci siamo visti lui non aveva nulla, solo la felpa e la tuta, oltre alla borsa della ragazza, ma era vuota. Loro se ne sono lamentati più volte. T'ha detto? Devo ridire di nuovo che non mi ricordo? No, deve confermare, se conferma che lei ha visto la borsa o no, perché mi sembra... Non mi ricordo, già come ho detto... Già l'aveva detto, ma ha confermato e non mi ricordo. Sì. Va bene, grazie Presidente. Va bene, allora intanto lei se ne può andare, scappi che non si sa mai. Dopodiché quanti testi abbiamo ancora? Io ne incubo oggi però.
Sì, allora tutti e due rapidamente, però sono testi rapidi. Quindi 3 testi. Un attimo, perdonatemi. Allora, Papesso è breve. Bertoli e Subito Incani... Papesso e poi vediamo che succede. Qualcuno può fare entrare Papesso? L'ufficiale se può arrivare un po' più veloce, scusi perché siamo in ritardo. Dove? Aiutami a recuperare i verbali. Quando vedi che sta per finire? Sì. Non ho detto, la ragazza è andata via che non gli ho detto se voleva l'attestazione che era venuta in udienza. A volte. Dov'è? Sì. No, siccome lavora, siccome ha detto che lavora, non vorrei... Ufficiale giudiziario, vede se c'era testi di prima un attimo? Ma lei non c'è la percezione grigia? Sì, mi mancano... No, Comunque signori, la regola adesso è questa, che non potete fare 10 volte la stessa contestazione. Si contesta una volta e basta. Questo ve lo dico così. Dipende dal contesto, perché se la contestazione ma sempre la stessa contestazione e avuta la risposta, la stessa. Se no poi il Presidente gli fa Ma deve essere un'altra, ma cercate chi fa la contestazione di valutare tutto l'aspetto. Capisco che ognuno di voi valuta un pezzo perché c'è un imputato, però. L'hai trovata? No, poi si perde anche il filo perché a forza di fare pure nel rileggere i verbali diventa cosa che... Io che... Allora, Teresa le può dire se ha bisogno solo dell'attestazione? Ha bisogno? Allora, mi ero dimenticata di dirglielo. Intanto il test l'abbiamo fatto accomodare, sì, si può accomodare qui vicino a noi, grazie. Teresa, generalizziamo il test e dà l'attestazione, o ce l'ha già pronta? Delle mie sit. No, certo. Se ce l'ha pronto aspetto, così... No. Allora un attimo generalizziamo il test. Lei si chiama? Papesso Ferdinando. Un po' di... Papesso? Posso? Sì. Papesso Ferdinando. Nato? Roma, il 22 luglio 68. Senta, lei dà il consenso alle riprese delle videocamere? Io sono sincero, con tutta l'esperienza che abbiamo avuto sul locale gradirei no. Non vuole, no. Quindi non dà il consenso, quindi oscurate il volto. Oppressivo. Perfetto, diamo atto che non presta il consenso alle riprese. Allora, quindi lei è titolare del locale? Sono uno dei titolari del locale dove lavorava Del Grosso Valerio. Allora, uno dei titolari, che era una pasticceria? Sì. Della pasticceria dove lavorava Valerio Del Grosso, deve dare lettura della formula, grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Prego, pubblico ministero. Buongiorno. Buongiorno. Da quanto tempo conosce Valerio Del Grosso? Allora, diciamo che lui ha lavorato da noi da più o meno marzo dell'anno Da marzo di che anno? dell'anno passato. Quindi da marzo 2019 Valerio Del Grosso lavora da voi? Più o meno. Poi lo conoscevo da bambino perché è di quartiere, noi siamo in un'attività di quartiere e da quando è piccolino lui scorazzava insomma dalle parti del locale. Insomma. Senta, andiamo direttamente ai fatti che sono a sua conoscenza per la vicenda per cui purtroppo siamo qui oggi. Cosa succede il 24 ottobre del 2019? Lei lo ricorda? Ricorda di aver incontrato Valerio quel giorno? Allora, il 24, mi scusi, faccio stato male, il 24 è il giorno dopo il fatto
Sì. Giusto, ok. No, lui è venuto a lavorare normalmente come se... non fosse successo Che orari di nulla. lavoro faceva Valerio? Che orari di lavoro faceva Valerio? Lui veniva dalle 7:30, 8 fino a poi quando si finiva di lavorare. Col lavoro nostro un orario specifico, si faceva di solito quelle 6 ore e 40, poi arriva a 8 ore, dipende un attimino da quello che eravamo per il Quindi lui quella lavoro. mattina arriva per le 7:30, 8? Più o meno, sì. Circa il solito orario in cui in genere arrivava. Sì. Lei quando lo ha visto quella mattina? Subito o lo ha incontrato in seguito? Allora, io vengo un po' più tardi di solito la mattina al lavoro, che ragazzi che In genere a iniziano, che ora arriva lei? dipende dagli impegni, sarò arrivato verso le 8:30, 9, un pochettino più tardi. E lui stava lavorando già quando io sono arrivato nel laboratorio dove in quel momento faceva cornetti. Quindi lui in genere lavora in un altro locale Noi rispetto a dove lavora lei? abbiamo la struttura che è strutturata con 2 laboratori. Sì. Uno dove facciamo il fresco e uno dove andiamo a fare il secco, diciamo, la cornetteria e tutto quanto. E lui quella mattina si era messo lì a fare, insomma, la cornetteria, tutto quello che era. Quindi, stava da solo nel laboratorio della cornetteria. Quando è che incontra Valerio lei? Diciamo che quella mattina ci siamo visti poco e nulla, perché io stavo lavorando, come sono arrivato mi sono messo a lavorare sull'altro laboratorio, per cui poco e niente ci siamo visti quella mattina. Beh, ma ricorda a un certo punto un evento particolare quella mattinata, perché lei ha già rilasciato delle dichiarazioni alla polizia di Stato. Ora, glielo dico, la Corte non sa nulla di quello che lei ha già dichiarato, quindi oggi lei le deve ripetere come fosse per la prima volta. Io ho dichiarato poco e nulla. Allora, ricorda perché... di aver visto Valerio parlare con... Lei ha un socio? Sì. Chi è il suo socio? Butera Andrea. Butera Andrea. Butera Ricorda Andrea. di aver assistito a una conversazione fra Butera Andrea e Valerio? Verso saranno state... non mi vorrei sbagliare, penso intorno alle 10:30, un orario del genere più o meno. È arrivato anche l'altro mio socio e si sono messi a parlare. Io ero in disparte sempre dall'altro laboratorio, quando il mio socio mi chiama urgentemente e mi dice quello che è successo. E cosa le dice? Dice che era quello che il fatto che è successo. No, lo deve dire. Deve dire allora, esattamente le parole che le ha riferito il suo socio. Adesso... Cerchi di fare... Niente, che Valerio aveva sparato a un ragazzo. Quindi Andrea Butera le dice Valerio ha sparato a un ragazzo. Avevano parlato e lui si era confidato con il mio socio. Cioè Valerio si era confidato con il mio socio. Io lì per lì mi chiama di corsa il mio socio e mi dice questa cosa, io sono rimasto... l'ho sentito proprio male, mi sono messo in disparte e loro hanno continuato a parlare di questa cosa. Io proprio non me la sarei mai aspettata una cosa del genere, sono rimasto proprio... Quindi lei apprende questa notizia e si allontana? Diciamo che mi metto un pochettino in disparte perché mi sentivo poco bene. Dopodiché? Niente, dopodiché hanno parlato loro e da quello che poi il mio socio ha detto anche al colloquio con la Polizia di Stato. Vabbè, lei ci dica tutto quello che le ha riferito o Valerio o il suo socio riguardo a queste vicende. No, che il fatto che è successo era gravissimo, logicamente si capiva, e gli ha detto guarda, avverti subito Andrea, il mio socio. Perché mi rendo conto è un piccolo frangente temporale, però lo voglio ricostruire nella maniera più precisa possibile. Quindi lei apprende dal suo socio che Valerio aveva sparato a una persona perché gli era stato appena confidato da Valerio. Sì. Quindi lei sotto shock si allontana e lascia Valerio e il suo socio a parlare ancora un po'. Sì. Dopodiché lei ha parlato della vicenda con Valerio? No, non abbiamo parlato. Ha parlato della vicenda con il suo socio? Sì, abbiamo parlato. Eravate voi due da soli? Sì. Ok, ora le chiedo, le ha riferito altri dettagli il suo socio? No, la cosa che mi ha riferito è che
ha detto a Valerio: avverti subito la tua famiglia, tua madre o chi per lei, e vai a denunciare immediatamente il fatto, se entro stasera questa cosa non esce fuori la tiriamo fuori noi. Queste sono state le cose Le che ha ha riferito detto. altri dettagli, perché mi pare di capire che quando lei è stato chiamato, mi faccia fare la domanda, quando lei è stato chiamato da Andrea Butera alla presenza di Valerio, le hanno detto il fatto in maniera molto scarna. Sì. Ora, io immagino, credo che lei si sia allontanato sotto shock, ma dopo il giorno seguente ha chiesto maggiori dettagli sulla dinamica al suo socio, dato che il suo socio ha parlato un po' più a lungo di lei con Valerio, quindi immagino che qualche altro dettaglio Sì, però gli sarà stato riferito. Lei lo ha domandato? Perché fosse successo il fatto, per cosa e per come. A chi avesse sparato, come, perché? No, questo non abbiamo parlato. Non ne avete parlato? No. Non le ha detto qualche altra curiosità? No, come le dicevo prima, gli ha detto che se quella sera stessa non avesse comunicato alla madre e non fosse uscito fuori il fatto, l'avremmo denunciato noi il fatto. Dopodiché la sera stessa invece la madre direttamente di Valerio telefonò sul cellulare di Andrea Butera, direttamente dal commissariato, sì, mentre stava facendo il fatto. Poi da lì in poi. Perché chiamò Andrea Butera? Perché aveva il suo numero, probabilmente. Il mio numero. Quello è come è riuscita a chiamare Andrea, ok. Il motivo della telefonata io le chiedo. Stava facendo questa denuncia per il fatto che successo, era andata a denunciare il figlio. Sì, per questo penso io, non è che ha parlato con me. Ma no, pensa, lo ha detto o no? No, non l'ha detto, questa è una cosa che io so che la madre ha telefonato a Butera Andrea, dicendogli che stavano denunciando il fatto, okay, e basta, non è che... Quindi del fatto non le hanno detto chi fosse stato sparato? Io ho preso tutto il seguito, l'ho preso perché non so di che, non conoscevo le persone, poi l'ho appreso strada facendo. Cioè Butera non le disse più niente relativamente a questi fatti? Dopo, nei giorni a seguire? No, eravamo un attimino sempre tutti quanti sconvolti da questa cosa, però non è che... suscita curiosità, quindi sì, uno però, è portato a fare delle domande. Suscita curiosità, però oltre a questo non è che è stato parlato di... Cioè Butera le disse ha sparato a uno, punto. Per motivi? Per motivi? Probabilmente da quello che si è appreso da... Chiedo scusa, ecco, sì, non voglio interrompere il pubblico ministero, però è proprio un problema di anticipazione all'articolo 195. Butera viene la prossima volta, certo. Cioè cosa dice Però è importante perché mi riscontra che effettivamente... Sì, però io, se mi permettete, io il confronto, quello che si sono detti Valerio e Butera, non essendo presente, sì, ma sì, sono d'accordo, ma no, conosco Valerio da bambino, però non è che ho avuto un rapporto, cioè la differenza d'età tra me e Valerio un pochettino c'è, allora probabilmente con il mio socio che è più piccolo di me c'è un rapporto più, diciamo, confidenziale e si è confidato più con lui, però non è che poi sono entrati nei particolari, proprio perché forse anche per il mio stato d'animo, io sono una persona un pochettino ansiosa, non sono entrato in quel momento nei particolari, poi chi me ci ha fatto entrare nei particolari sono stati tutti i giornalisti che hanno fatto... No, è quello che l'hanno detto i giornalisti, a me non... No, per dire, o quello che ho appreso dai giornalisti stessi. Vabbè, non ho altre domande. Salve, buonasera, avvocato Decima per la parte di civile. Solo una domanda, quando lei il giorno dopo ha incontrato Del Grosso, no? Si è recato sul posto di lavoro, sì, ricorda il suo stato d'animo? Ma io l'ho visto poco e niente, però mi pareva normale, nella normalità. Non le è sembrato agitato, nervoso? No. Anche perché, ripeto, lui lavorava in un laboratorio e io lavoravo in un altro, per cui ci siamo visti poco e niente, però non mi dava assolutamente
pensiero che potesse aver fatto una cosa del genere. Ho percepito tranquillità. Grazie, nessun'altra domanda. Senta, lei dopo aver appreso questa... Sì, l'avvocato Salice per la parte civile. Lei dopo aver appreso questa notizia che Del Grosso aveva sparato a una persona, lei si è preoccupato per il suo locale? Allora, il discorso è semplice, io e Valerio sotto quel punto di vista non lo... Cioè, io penso... No, ma alla Corte risponde, non risponde. Ah, vabbè, no. Mi ha fatto lei la domanda. Mi viene istintivo. Allora, il discorso, se io avessi pensato in passato di avere una persona dentro al mio locale, cioè dentro la mia casa, che potesse fare una cosa del genere, non ci sarebbe stata dentro casa mia. Questo penso che risponde alla sua domanda. La mia domanda non ha un intento accusatorio nei suoi confronti assolutamente. Io le ho chiesto, lei dopo aver appreso la notizia di quello che era successo, si è spaventato per il suo locale, sì o no? Se potesse aver avuto ritorsioni sul mio locale? No, è che ora arrivo subito. No, è perché, vabbè. Senta, il suo locale ha avuto una perquisizione? Sì, ho chiesto io personalmente... questa domanda. E perché ha chiesto lei una... Perché visto che non si trovavano questi benedetti soldi, non si trovava l'arma, non si trovava niente, io ho detto signori, il ragazzo è venuto a lavorare qua dentro. Non vorrei, io, per tutelare anche la mia azienda, che potesse aver messo un nascosto. Quindi lei, al momento che abbiamo fatto il colloquio con la Polizia di Stato abbiamo chiesto espressamente venite direttamente, proprio non è che è passato il tempo, scendiamo, andiamo subito nei locali, nei magazzini a cercare. Loro sono venuti e hanno fatto una sorta di perquisizione. No, era questo, perfetto. Senta, un'ultimissima domanda, sempre su quelle domande che ha fatto prima il pubblico ministero sul suo socio. Senza entrare nei particolari, perché lei ha detto che lei nei particolari subito non ci è voluto entrare, ma solo una domanda al suo socio, quando poi Del Grosso se n'è andato. Solo una curiosità, il perché aveva sparato una persona, cioè lei non ha avuto la curiosità di chiedere al suo socio, ma perché ha sparato una persona? Il momento era talmente, come posso dire, cioè lei anormale e fuori da tutti i canoni ai quali è abituato. In quel momento il perché era successo un ragazzo di 20 anni, va sparato un'altra persona, lei il perché a lei non interessava sapere? No, non è che non interessava, però il momento era talmente surreale, era... Vabbè. Io solo sul perché, non su altri particolari, solo sul perché, se proprio non gli è proprio venuto neanche spontaneo chiedere. No, io solo questo qua. Lei ha chiesto il perché? No. No, perché ripeto, il momento era talmente surreale, era una cosa talmente, forse più grande di noi, che non mi sarei mai immaginato una situazione del genere, che c'è stato un blocco in quel momento. Vabbè. Tutte non so neanche spiegare come... Va bene, nessun'altra domanda. No. No, non ho avuto più il modo di parlare, né vedere, niente. Va bene, allora, altre domande delle parti civili? Il microfono? Scusate, io provo a fare una cosa. I vostri funzionano? Sì. Vabbè. No, ho spento tutto. Funzionano? Sì, ora il mio sì. Allora Ah no, quando accendo il mio spengo il suo. Almeno 4, ma non era... L'ho trovato tutto giocato. Allora aspetta, chiudi il suo... No, dovrebbe essere tipo conferenza per evitare la sovrapposizione. Ho trovato un giocattolo straordinario. Sei tu, è sempre... Perché devono rimanere... Alzi la mano che vuole parlare. Se io decido... Allora, avvocato Cincioni, a domande no? Nessuna domanda? Sì. Prego, avvocato.
Salve signor Pavessa, sono l'avvocato Marcucci per la difesa del Grosso. Dovrebbe averlo detto all'inizio, chiedo scusa a tutti ma lo richiedo. Da quanto tempo Del Grosso lavorava presso la vostra attività? Allora, se non ricordo male da marzo dell'anno passato. Mi sta tornando anche alla memoria la sua introduzione, comunque conosceva Del Grosso da anni, l'ha visto crescere. Era bambino, ma qui si prendeva il gelatino, gli regalava mia suocera che lavorava con noi, ci dava una mano ogni tanto, gli regalava il gelatino, cioè era un bambino di zona. Dal punto di vista lavorativo, come può essere valutato Del Grosso? Allora, io dal punto di vista lavorativo, lui aveva un estro particolare, era bravo, e poteva diventare qualcosa in questo settore. Sbaglio o noto una certa emozione? Sì, vabbè. No, lo dico perché è una sensazione che magari sì, sicuramente un po' cioè lo dico perché sono convinto di questo, e io ho provato tanti ragazzi, ma quello che c'aveva lui non ce l'ha nel lavoro, io parlo nel lavoro, non ce l'ha nessuno, e ancora lo sto cercando altro quello. E per quanto è a sua conoscenza, dopo che, peraltro questo forse ce lo dirà anche il suo socio Butera, sa se era intenzione di Valerio quella di costituirsi? Allora, io dopo le cose penso di sì, perché è stato chiaro il mio socio gli ha detto: parla con tua madre, andate vatti a costituire, se no lo facciamo noi. Per cui benissimo. Allora, non ho altre domande. No, assolutamente no. Grazie, arrivederci. Allora, questi altri due testi li facciamo, glielo dite voi che sono tornati, mezz'ora non facciamo neanche l'esame del PM per iniziarne uno. Possiamo, c'è Incani che... Però per fare una mozione d'ordine. Signor Presidente, mi scusi, rispondo. Per favore, deve parlare con il microfono acceso, altrimenti noi non sentiamo niente. Un attimo che ci stiamo accavallando. Incani. Poi devo dire che oggi avete veramente esagerato, sinceramente, sulle contestazioni. No, loro le prime hanno pagato pegno. Beh, voi avete pagato pegno, la prossima volta iniziate per primi. Il collegio diventa più silenzioso. È vero, devo dare alto, però... Devo dare alto. Ciampa ha fatto casino, però poverino ha pagato pegno per gli altri. Sì, è vero, avvocato Ciampa, diamo atto. Però magari se riuscite anche a coordinarvi un attimo, a evitare... Alternatevi nella... Soprattutto quando c'è il doppio difensore. Per questo punto avremo 8 testimoni. I primi Allora, quindi mi ha detto Incani e Bertoli, giusto? Più avremmo la mamma. Ma dico, già i primi due, due no, la prossima è giovedì, sono già partite le citazioni. Scusate, mi fate parlare un attimo col pubblico ministero? Allora, la collega aveva già citato gli altri testi calendarizzati e ho qui anche la prova delle citazioni. La collega torna lunedì, non torna, lei lo sa, no? Allora, in caso vengo io, non è quello, no, se non c'è lei ci sono io. Per giovedì, era per parlare, per capire che voleva fare, se no ci rapportiamo a lei. Io ho letto anche per completezza tutti gli atti di indagine, quindi mi rendo conto, un attimo che mi parlano forte. Allora un attimo, uno per volta, quindi mi rendo conto Incani,
dovrebbe riferire sulle circostanze su cui ha riferito oggi la D'Ambrosio, più altre, quindi è un test che immagino anche... Ma non c'è la possibilità di acquisire nulla, voglio dire, il test di adesso, che l'abbiamo fatto aspettare da questa mattina. No, ormai l'abbiamo sentito, però voglio dire, potevate, no? Non avete dei test su cui c'è il consenso per acquisire qualcosa? Nulla? No, sui cani, magari su altri testi secondari. Cani, mi sembra di capire che è molto importante. La mamma sarà importante perché ha denunciato. Quindi allora lo volete fare, non volete? Va bene. No, io mi rendo conto in cani Manuel, lo comprendo che le difese lo vogliano escutere. È un equivalente della peste di oggi, più o meno, possiamo dire. Cioè ci riferirà sul contenuto delle conversazioni della corte, un pochino ve lo faccio ridurre. Ma tutti singolarmente presi siete bravissimi, e che poi li sommate con le sono un po' più complicati No, bravissimi, non ci mancherebbe avvocato, tutti, pezzi civili. Il problema è che abbiamo prospettive e angolazioni diverse, questo è il tema. Quindi mi rendo Però anche molte vi siete sovrapposti su molte cose. Vabbè. È sempre colpa dell'avvocato. Alcune domande sono state poste 5 volte. Perché è giocato. No, ma devo dire che singolarmente siete troppi, io di mezz'orina. 3 contro esame con inciso. Vabbè, comunque, allora il prossimo giovedì che facciamo? In cani, Bertoli e la mamma fa le controcitazioni. Io direi anche il fratello, abbiamo anche Andrea si chiama, mi sembra, no? Ma i medici legali io no. Per esempio i medici legali c'è problema da acquisire la consulenza, cioè contestazione. No, appunto dico. Voi potete andare. Abbiamo anche il cinese, sì. Giovedì abbiamo anche un altro processo, signori. Un altro processo. Dovrebbe essere una stupidaggine perché era solo la costituzione delle parti e la questione delle prove. Già ho visto, non avrebbero fatto questioni di abbreviato. Io propongo un barazzo, 3 contro un esame o un controesame calibrato. Prima delle 10:30 non comincia comunque. Che barazzo proponi? Un barazzo dico 3 testi con una azione. Cogliendo il suo invito, se facciamo i testimoni che ci sono detti, cioè in Cani, Bertoli, i 2 del Grosso, e poi magari guardando anche le carte che rispetto ad alcune consulenze l'acquisizione è possibile. Vorrei dire, poi magari fate l'esame su punti particolari, però diciamo partite troppo delle difese. La prossima volta se abbiamo questo testimoniale probabilmente siamo a posto, cioè se sentiamo noi francamente chiaro. No, siamo sempre diversi. Veramente perché non piace mandare via, non vogliamo avere qua. Allora, abbiamo il 23, però signori, noi abbiamo un processo alle 9:30, quindi vi l'avevo già detto che era alle 10:30. Sì, l'abbiamo nella... Anzi, mi fate la cosa. Per ricapitolare, il 23 luglio i 4 testimoni e quindi controcito tutti quelli già citati. Allora, un attimo perché anche per correttezza te lo devo dire alle difese eventualmente, un attimo riguardo chi era calendarizzato per il 23. Allora, potremmo aggiungere Butera per dare continuità. Allora, io direi Butera per dare continuità anche alla... Farei loro 5, va bene? Butera è il socio. Vabbè,
No, è un po' più lungo, Busera è un po' più lungo ma non particolarmente. Quindi è un po' più lungo di questo, ma non è quanto la D'Ambrosio per intenderci. No. Come? Ma allora, la madre e il fratello saranno oggettivamente molto veloci però. Un attimo. Allora, un attimo, madre e fratello di Del Grosso saranno veloci. No, è certo. No, glielo dicono gli avvocati, fate per favore uno, perché ci sono i terrori. E la